Amici bellini, mi dite se si sente la musica perché io devo capire delle cose. Nel frattempo avete già lasciato il like sicuramente. Voglio solo capire questa cosa. E poi cominciamo. Fatemi sapere, fatemi sapere. Si sente benissimo, grazie Marat. Buonasera Fabio, buonasera. Ok. E allora cominciamo, amici bellini, benvenuti, buonasera a tutti. Adesso la abbasso perché non mi sembra il caso. Però volevo giusto capire perché ultimamente ho un po' di problemini tecnici, Quindi la lasciamo in sottofondissimo, che magari non ci disturba e possiamo parlare delle cose nostre. Buonasera a tutti, allora grazie ai miei moderatori che non mollano mai. Salvio Romano, base un po' alta, adesso l'ho abbassata. Maurizio, non ti prendere questioni, è semplicemente un fatto di scaramanzia, io lo so, tu nei tuoi commenti sei sempre deciso ed è anche giusto essere deciso, un po'. Il Nightbot se l'è presa di festa. Vediamo se adesso ci sta, perché ci dovrebbe essere. 10 minuti, Brewer, grazie. Tu sei un amore, ecco, è arrivato. Allora, ragazzi miei, prima di tutto, visto che l'ho messo negli hash... Mamma mia, sto codino oggi è molto impertinente. A cala. Vabbè, non fa niente. Luigi della Vecchia, ciao. Fabio, Domenico, buonasera a tutti, ragazzi. Prima di tutto volevo dire... l'Inter è stata derubata, si può dire. Allora, io lo sapete, io sono contro Conte, arroganza tattica, scelte strane, Kolarov ancora terzino, tu c'hai Hakimi e Kolarov, falli volare, metti De Vrij e... come si chiama? Metti De Vrij e Ranocchia che l'hai fatto giocare, mettiti a 4 con il sottopunto, puoi fare il 4-2-3-1 alla grande, Barella, Nainggolan, Barella, Vidal e metti Eriksen davanti. Lasciamo perdere, non è roba che ci interessa, però guarda caso, come mi faceva notare anche un altro amico bellino, punito per la sua arroganza, in realtà punito da un VAR spento. Ora io posso capire, voi non lo so se l'avete visto, l'intervento è stato un abbraccio alla Kier Llorente su Perisic. Sì, attenzione Fabio, il fuorigioco, ecco, e questa è una buona anche, come si dice, uno spunto, perché anche lì ho visto le linee, braccio un pochino, veramente al limite, e si poteva anche chiamare fuorigioco, ma secondo me siamo nella situazione della compensazione, perché il rigore su Perisic poco prima c'era, e se l'Inter magari la accorciava prima, ecco che poteva diventare erano in pressing, bisogna dire. Il Parma ha dato tutto, Gervinho ha fatto un gol meraviglioso, Inglese ha fatto un assist meraviglioso per il secondo gol, come la settimana scorsa. Esatto, cioè il VAR si spegne, Ale, è una roba... Bah. A mo' di regolamento è stata derubata, questo sì, ma l'Inter gioca malissimo. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Fai giocare, perché Perisic secondo... Ma Pinamonti è un ottimo attaccante, io l'avrei fatto giocare assolutamente. Insomma, questa era una premessa, perché anche per sottolineare il fatto che su questo canale non è che noi ci lamentiamo solamente delle decisioni contro di noi, ma ci lamentiamo in generale che c'è la tecnologia, ma perché non la dobbiamo usare? Io non posso accettare che l'arbitro dice niente ho visto io e il VAR non interviene. È un chiaro ed evidente errore se tu hai visto male. Quindi il VAR deve intervenire e deve dire vienitela a vedere, mi dispiace, dobbiamo cambiare la tua decisione perché dal replay è evidente. Quindi non... sinceramente qualche cosa va cambiata. Gerviglio che giocate veramente. Allora, il Parma sta perdendo... il Barça sta perdendo e mo chi lo dice a Pirlo. Interessante. Noi terremo anche un occhio a Bologna-Cagliari che stanno sull'1-1, a quanto mi dite, quindi mi farete sapere.
Buonasera Nello Marano, buonasera. Sul rigore dell'Inter c'era e andava dato, ma quello del Napoli contro l'Atalanta è stato uno Sì, ancora peggio Nello, quello del Napoli contro l'Atalanta, perché lui addirittura ha dato il fallo contro. E poi io ancora insisto, per me sono peggio le televisioni che fanno vedere il fermo immagine. Ma tu non puoi far vedere il fermo immagine, tu devi far vedere la dinamica. E se vedi la dinamica è chiaro che quello si abbraccia e va con la testa verso Llorente. Non ci siamo proprio. Vale col Sassuolo, battiamo con Petagna, Osimhen, io credo Osimhen, caro Roberto, e adesso faremo un pochino, speriamo che non salta niente, io ho preparato un pochino delle grafiche, possiamo fare una lavagnetta veramente interattiva. Domenico Guida, non so di che intervento, di che gol state parlando perché la partita non l'ho vista, ma in generale il VAR andrebbe usato meglio per la decisione. Dovrebbe andare al VAR e non all'arbitro. Sono d'accordo, Tomè, sono d'accordo. In generale, l'arbitro deve avere l'ultima parola, ma quando una cosa è così chiara, devono parlare. Bravo Mariano, devono parlare, perché se li metti di fronte alla realtà dei fatti, o dicono abbiamo sbagliato, e quando dicono abbiamo sbagliato devono far rigiocare la partita perché hanno falsato il risultato, oppure se la cavano sempre. Sicuro Osimhen. Allora ragazzi, prima di tutto io più che il Napoli, no? Che noi oramai conosciamo bene, abbiamo fatto gli approfondimenti, avete visto insomma gli altri video che ho fatto dove parlo, faccio anche un mini dissing contro le altre trasmissioni napoletane che sembrano non capirne di tattica, oppure comunque non se l'hanno vista perché dicono cose sbagliate, cose banali e sbagliate. Allora io sono andato un attimo per capire il Sassuolo, perché nella copertina ho messo Sassuolo col 4-3-3, perché alcune app portano il Sassuolo col 4-3-3 nell'ultima partita con il Torino, e allora mi chiedevo, forse avendo il Torino, Giampaolo, avendo il trequartista, il 4-3-3 era meglio per prendere il trequartista, ma altre app insistono con il Sassuolo col 4-2-3-1, perché De Zerbi è a tutti gli effetti passato al 4-2-3-1 totale, come d'altronde Gattuso. E allora ci facciamo aiutare un attimo dalle grafiche, fatemela trovare un attimo. Questa è la formazione che Sky porta, probabile formazione per il Sassuolo, e ve la faccio vedere, la ingrandisco, sparisco, non fa niente. Consigli: Muldur Kirikes, che ha fatto un gran gol nella nebbia, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, e questo Lopez che io mi sono studiato dovrebbe fare proprio il trequartista. È un box to box, è un numero 8 classico che gioca tutto centrale, un destro che gioca centrale, può giocare anche base, insomma più dietro in una difesa a 3, lo potrebbe fare, però in quel ruolo è proprio il ruolo di Locatelli, quindi probabilmente Lopez è in questa formazione trequartista dietro Raspadori, Traoré e Boga sulle fasce. Bisogna considerare anche che c'è De Frel, e quindi io posso anche ipotizzare un Raspadori dietro De Frel. Dobbiamo ovviamente stare attenti alle due ali, perché Traoré e Boga scappano da tutte le parti. Questa è la formazione che ci dice Sky, ma se noi andiamo a vedere la formazione che dice Sky sul Napoli, noi capiamo una cosa, capiamo che chi se sta chi ne sbaglia, perché non è possibile, ma è possibile che voi mettete Politano a sinistra e Lozano a destra, e Yam, ma una partita l'avete vista del Napoli? Una partita, lo può fare Politano, non è che non lo può fare Lozano, ma avete visto una partita del Napoli? Avete ascoltato Gattuso una volta nella vostra vita? È mai possibile? Politano a sinistra e Yam. Mi sono incazzato. Allora, leggiamo le vostre cose, poi dopo andiamo nello specifico nella formazione che secondo me va. Allora, Simone D'Esposito, buonasera. Angelo De Pasquale, ma è vero che domani non ci saranno? È vero, Angelo, ho fatto anche il video che poi vi invito a recuperare dopo la live magari. Video di approfondimento vigilia, un video molto carino, tra l'altro ho mostrato il gatto. Non ve lo posso mostrare il gatto adesso perché è scornuso, non è mio, e quindi non abbiamo un rapporto molto stretto, se ne va scappando, è un gatto un po' scornoso. Però nel video di approfondimento l'ho chiamato trappola, perché il trappolone, il Sassuolo, non dobbiamo farci assolutamente insomma ispirare da questa cosa che mancano Caputo, Berardi e Juricic also. Juricic? Sì.
E quindi, che stavo dicendo? Sì, mancano questi qua, ma dobbiamo stare attenti perché l'ultima volta che abbiamo detto mancano un sacco di loro, AZ Alkmaar, e ci siamo presi la siringa. Quindi evitiamo. Togliamo questa schifezza, perché questa è una schifezza. Perché io non li sopporto, non li sopporto. Uno che paga Sky deve ricevere questo servizio e poi è normale che dovete venire su YouTube a vedere gli approfondimenti, assolutamente. Quello che io vi voglio dire a voi, Valerio, attenti a Maxime Lopez, conosco la storia di Lopez, vedi, anche io ho studiato Lopez. Vedi, guarda, io l'ho proprio, vedi che ho fatto nella fotografia qua. Fatemelo un attimo ingrandire così capite. Nella fotografia io lo stavo selezionando proprio per studiarmelo. Sì, ragazzi, qua si fa approfondimento. Passiamo un attimo. No, è una cacà, basta, Politano a sinistra. Passiamo un attimo alla formazione che secondo me, e possiamo anche cambiarla in corso con i vostri suggerimenti. Boom! Allora, dietro di me, bella la grafica, perché le cose belle del Caffè Napoli 1926. Allora, questa è la mia ipotesi. Martens, no, lasciamo perdere Marat, lasciamo perdere proprio. Penso gioca Politano a destra e Lozano a sinistra. Infatti, è la mia ipotesi che vedete da questa parte. Io credo che, avendo dato un po' di riposo a Osimhen, a Mertens e a Fabian, questi tre faranno, come vedete, questa linea centrale da titolari. Non credo che ci siano dubbi sotto questo punto di vista. Il dubbio mi viene, e scusate se ho un po' di rigurgiti, ma ho mangiato dei mandarini perché è importante la vitamina C. Il dubbio è questo qua. Demme, vedete come si muove dalla vivo? Che bello. Demme, Fabian, che in fase di possesso si mettono così, perché devono fare sempre in verticale. In fase di non possesso si mettono in linea e scalano a seconda. Il dubbio è lì, perché voglio capire se Bakayoko sta bene o, come ho visto io, merita anche lui un pochino di riposo. Vorrei un Demme perché comunque, rispetto a un Lobotka, perché comunque il Sassuolo, lo sapete, gioca a pallone, passaggi veloci, insomma li devi acchiappare i trequartisti, e quindi secondo me un Demme ci sta bene. C'è l'ipotesi di un ritorno di Elmas o di Zielinski dal primo minuto se si sono allenati bene, perché sarebbero freschissimi e quindi ci potrebbe essere addirittura un ritorno al posto di Demme che qui vedete inquadrato, un ritorno al Fabian Zielinski come coppia centrale. Ma io credo di no, credo che ci sia rispetto per il Sassuolo. Per quanto riguarda la difesa, darei io un turno di riposo a Yusai, confermando Mario Rui di là e Di Lorenzo da quest'altra parte, quindi una formazione titolare, e il turno di riposo a Koulibaly, vedete, Maksimovic, per dare fiducia a Maksimovic che ha fatto un'ottima partita insieme a Koulibaly, fare ritornare Manolas che non lo devi perdere dai radar, e secondo me, vista la lunghezza, quante partite abbiamo fatto tutte consecutive, anche Koulibaly ogni tanto deve essere preservato fisicamente, perché abbiamo visto Insigne ha avuto insomma è meglio non esagerare. Ora, la prossima partita che giochiamo, mi confermate che sarà quella con il Rijeka? Non c'è bisogno, ve lo dico stesso io ve lo posso dire tranquillamente, giusto perché, capite, se la prossima partita è quella col Rijeka, che credo io subito direttamente, credo di sì, ma vabbè, fatemelo sapere così resto in chat. Ecco che darei un'opportunità a Maksimovic e Manolas, che comunque si sono comportati molto bene l'anno scorso quando Koulibaly non c'era, e comunque la partita con Rijeka è una partita da non sottovalutare, dove ci servono i 3 punti assoluti per poi fare il passaggio in Europa League. Questa è la mia ipotesi e veniamo alla chat. Giovedì 5, esatto, benissimo. Allora, ma mettere un Ramani anche, Giorgio, sicuramente è possibile, però non troppo, capisci? Secondo me Ramani entrerà in gioco in Coppa Italia o quando ci saranno delle defezioni a livello di infortuni o di squalifiche. Nino Falace, ti ringrazio tantissimo.
Secondo me Culi riposa un po'. Pure è possibile, Maria, pure è possibile. Loro hanno anche dei sistemi. Rijeka, Bologna e poi Sosta, esatto. Loro hanno dei sistemi anche elettronici, cioè insomma tecnologici per vedere se un giocatore ha bisogno di riposare o meno, se è più propenso ad infortuni, se ha fatto troppo. Questo ovviamente non ne ho io a disposizione, però mi metto un poco più alto, che dite? Un poco più alto, così facciamo piacere anche alla Lente. Credo che possa o se non riposa adesso, riposa in Europa, come state dicendo adesso, perché comunque il Sassuolo lo devi. Io ho pensato, manca Caputo, riposa Koulibaly. Questo ho pensato io, però devi stare attento anche agli altri, quindi ci sta. Se ti privi di KK, Zielo al centrocampo non va bene, ci vuole almeno uno di copertura. Ma al di là, Francesco, al di là di questo, io me ne faccio più un problema di impostazione che di copertura in questo caso, perché lo sapete che Koulibaly imposta meglio di tutti gli altri centrali, e quindi con Maksimovic sarebbe ipotizzabile, mi fai venire un'idea, Fabian e Zielinski che possono venirsi a prendere la palla alternandosi. Potrebbe essere. Secondo me potrebbe giocare Yusai al posto di Rui. Secondo me se Zielinski ha recuperato giocherà lui. Per quanto riguarda Koulibaly credo sia impossibile non metterlo. E vedremo, Nello, io credo che prima o poi un po' di riposo se lo fa anche lui. Contro la Real Sociedad ho visto una partita di Kansim alla Gattuso, assolutamente sì, è tutto vero, siamo stati, ma oltre che la Kansim siamo stati bravi, siamo stati pazienti, abbiamo chiuso le linee di passaggio e abbiamo concesso alla fine un tiro a una squadra che era in fiducia, una squadra che gioca a pallone. Sto coprendo Ospina, ma Ospina è un discorso, perché anche qui ci troviamo di fronte di nuovo al dualismo. Che fa? Conferma Ospina per 2 partite? Come ha confermato Meret per 2 partite dopo la Z e poi in campionato. Quindi se la partita qua, questa è la partita dei fazzoletti, credo proprio di sì. Sia loro che noi, fazzoletti di Pacimma a tutta forza. Fabian Zielinski secondo me si devono alternare, non funzionano benissimo. Walter, in teoria sono d'accordo con te, però contro Genoa e Parma hanno funzionato bene. Ospina sempre titolare, dice Stani. Con Rijeka giocherà anche Gulam. Può essere, Fabio, perché quello sarà una delle partite meno impegnative, diciamo, dove devi fare risultato, però probabilmente una delle squadre più scarse che incontreremo in questo periodo. Giovanni Cristoforo, buonasera. Domani dobbiamo vincere per continuare la galottata e sperare nella cancellazione. Giovanni, sì, magari la cancellassero, la si rigiocasse. Più che altro bisogna vincere per lasciarsi dietro l'Inter, che con questo pareggio si aggancia ad 11 punti, e l'Atalanta che ci ha momentaneamente superato. Ecco che potrebbe essere una cosa importante vincere domani. Oltretutto, ragazzi, io cercavo di riflettere su una cosa. Il Sassuolo ha iniziato benissimo, però ha incontrato il Sassuolo, ha incontrato il Crotone, il Cagliari, il Torino, il Bologna, cioè non tutte squadre proprio fortissime, e ha subito parecchi gol. Allora ecco perché noi dobbiamo rispettare il Sassuolo, che l'anno scorso ci ha fatto vedere i sorci fuorigiochi verdi e neri come sono loro. Però subiscono parecchi gol. È una squadra che ha il potenziale d'attacco che vedete qua con il Napoli, no? Se stanno in forma, beh. Spero ci tolgono il punto di penalizzazione, Ivelin, speriamo bene. Lozano, Zielinski, Politano alle spalle di Petagnone. Francesco Esposito ipotizza la conferma di Petagna in attacco. Eppure potrebbe essere. Ma io credo che Osimhen ritorna titolare, perché ha riposato addirittura, e secondo me non aveva bisogno di riposare. Non credo. Quanto tempo potranno reggere i bilanci della squadra senza pubblico? Maurizio, è un'ottima domanda a cui non so rispondere. Le ultime cose che ho sentito è che molte squadre rischiano di non poter pagare gli stipendi di novembre. Stiamo veramente in difficoltà. Credo che il Napoli non abbia questi problemi, è una delle pochissime squadre che non ha debito, però
Potremmo vedere Mertens capitano dal primo minuto. Francesco, in effetti, se non essendoci Insigne, non essendoci più Callecon che è partito, non giocando Koulibaly, mi sembra evidente che in questa formazione la fascia da titolare se la giocano Ciro, Mario Rui e Manolas per Ospina pure potrebbe fare il capitano, però Manolas, essendo più nel vivo del gioco, uno che protesta tanto, meglio metterlo capitano. Però mi sembra evidente che se non è Marittiello che vedete qua, è questo signore qua. Notizia della Superlega. Domenico, non ho capito bene. Ho sentito il commento di Gattuso che ha detto non lo so, ma non dovete toccare i campionati che sono la cosa più bella, e sono d'accordo. Perché poi non lo so se si fa la Superlega, che succede alla Champions League? Insistono, la fanno ancora? E allora, per longevità Mertens sì, ma anche per leadership Mertens assolutamente lo merita, ci emozioniamo. Cosa ne pensi del fatto che oggi un'azienda come il calcio sia arrivata a questo con tanti debiti e non ci sono stati controlli giusti, le hanno permesso di fare qualsiasi cosa, ricapitalizzazioni che società che hanno società alle spalle che non fanno parte del calcio e hanno i bilanci a posto fanno la ricapitalizzazione, ma è uno scandalo perché poi si crea una bolla, cioè sono tutti soldi finti, no? Virtuali, che non ce li ho, loro li aggiungo, però poi li prendo da un'altra società e così non si gestisce bene, assolutamente. Ho un sogno Elmas sottopunta, Francesco, secondo me lo vedremo. Non so se lo vedremo subito in questa partita, però lo vedremo spesso. Vale, secondo te chi sarà l'uomo partita per noi? Io credo... è una bella domanda, Angela. Potrebbe essere il ritorno di Mertens tra le linee, se sta bene, perché questa è una partita dove il Sassuolo, lo sapete, cerca sempre comunque di giocare la palla e non credo che cambierà impostazione di gioco per venire a giocare contro di noi. De Zerbi la pensa come Sarri e quindi rischiano anche un po'. Se tu fai una pressione alta, non esageratissima, perché ci ricordiamo l'anno scorso quando il Napoli ha provato a fare la pressione alta sul loro fazzoletto, a volte hanno fatto il lancio lungo dal portiere direttamente su Caputo e là vai in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà un paio di volte, ci hanno tagliato e abbiamo fatto bene la tattica del fuorigioco, però occhio a De Zerbi, come dice Francesco Esposito, perché veramente non va sottovalutata e il lavoro di De Zerbi è impregnato sul gioco di squadra, quindi manca il giocatore, ne entra un altro e fa le stesse cose, gli stessi movimenti. De Zerbi sta lavorando da parecchi anni con questo gruppo e quindi dobbiamo veramente stare attenti. Attenzione, ovviamente, occhi puntati su Boga, perché Boga ha il dribbling nel sangue ed ecco che Di Lorenzo dovrà stare attento. O qualcuno mi diceva Yusai, io credo che Yusai possa, perché le ha fatte tutte finora. Segnati il gol di Osimhen. Attenzione, quando Evelyn dice così succede, quindi dobbiamo stare fiduciosi in questo caso. Vediamo che cosa sta succedendo. Sentite? Voi li sentite i rumori, no? I rumori nella mia vita. Non ne esco più. State lasciando i like? Sì, lasciate qualche altro like. Vedrai che Fabian partirà dalla panchina. La scazzata che ha fatto uscendo, tipo come fece Allan appena fischiata alla fine, Gattuso non l'ha digerita e se ho capito come ha fatto Ring. Io infatti 613, io non avevo visto questa cosa che mi hai fatto notare tu. E può essere, dipende però da come si è comportato. Dipende da come si è comportato negli allenamenti successivi. Sono pochi, però Gattuso, da quanto abbiamo capito, è uno che ci tiene al comportamento dei propri giocatori, devono essere sempre professionali, non si devono lamentare, però
non porta rancore, quindi se Fabian ha fatto la scazzata ma il giorno dopo si è impegnato in allenamento, hanno avuto un chiarimento come c'è stato con Allan, come c'è stato con Lozano, perché Allan mandato via, Lozano mandato via dagli allenamenti, poi dopo Lozano piena fiducia perché si sta comportando bene. Lo stesso potrebbe avvenire con Fabian. Io non credo, al di là di tutto, io credo che Gattuso sia innamorato di Fabian, perché ragazzi, un giocatore così lento che però le gioca quasi tutte. Gattuso ha proprio impostato la squadra su di lui, attorno a lui in questo momento. Osimhen sembra quasi un... Attenzione! Luigi Della Vecchia, il primo gol, è un gol. Il gol di Luigi Della Vecchia che parte, guarda quanto è bello. Azzurro, ti metto subito in prospettiva, in sovraimpressione, perché l'amico Luigi non solo lo fa, lui veramente, lui lo fa in super chat per farlo vedere a voi, perché così lui dice, donate, e ve lo ricorda a voi. Ma lui lo fa anche via PayPal perché lo sa che io preferisco. Veramente sei una persona straordinaria. Io non ho più parole. Veramente non ho parole per dimostrare quanto mi state aiutando, ragazzi, in questo periodo, che è un periodo difficile. Voi dovete capirlo, perché a me lo capite, lo sapete, perché ovviamente non fatemi complimenti, donate. Fategli complimenti, Luigi se lo merita. Sarri o De Zerbi con squadre alla pari? Mariano, bella domanda. Io credo che De Zerbi sia più giovane, quindi possa avere anche idee più innovative. Sarri si è dimostrato un pochino cocciuto nelle sue cose, e quando ha fatto il salto alla squadra, dalla squadra piccola alla squadra un po' più grande col Chelsea, ha vinto una coppa, l'Europa League, però non giocando alla Sarri. Il Sarri Ball non si è visto. David Luiz che lanciava, Hazard che non la passava, eccetera, eccetera. Passato alla Juventus, proprio spariti tutti gli schemi. Ci mettiamo a 4 in difesa e poi con Ronaldo deve fare qualcosa. Lui doveva solo organizzare le preventive per quando Ronaldo non sarebbe tornato in difesa, e Dybala che non copre. Questo era stato il lavoro di Sarri, e onestamente lo scudetto sì, un punto sull'Inter, ma poi in Champions hai fallito e lo hanno fatto fuori perché non ha funzionato. De Zerbi va visto in una squadra grossa, quindi non lo so, però ovviamente essendo più giovane potrebbe anche essere più elastico. È passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Lo stesso Sarri è passato dal trequartista al 4-3-3, quasi dopo essersi reso conto che la squadra che aveva a disposizione si poteva strutturare meglio, quindi l'ha avuta questa elasticità, ma una volta che ha funzionato e che le prime partite sono andate non ha cambiato più, mai in confronto agli avversari, mai, sempre cambio per cambio con la formazione così. E adesso Gattuso sta facendo una roba simile, devo dire. Stiamo insistendo parecchio su questo 4-2-3-1. Il 4-3-3 diciamo che lo conosciamo e si può tornare al 4-3-3 in qualsiasi momento, non credo ci sia bisogno di grossi allenamenti. Però abbiamo visto in Coppa che ha preferito adattare Lobotka sotto punta, quindi in fase difensiva 4-4-2 spiccicato con Lobotka punta a fianco a Petagna, piuttosto che tornare al 4-3-3. Quindi si sta studiando per mettere a posto questo 4-3-3, far imparare tutti i meccanismi, perché ragazzi sono automatismi. Noi la facciamo facile, no? Noi la facciamo facile. Giochiamo con Mertens un po' più qua. Non è così che funziona, perché quando sposti uno così si crea un buco. Questo buco che lo deve fare? Lo deve apparare Politano, e poi Dem così, e poi Fabio da quell'altra parte. Non funziona così. Il famoso calcio fluido, Valerio Fluido, che volevo io, non è così automatico, ragazzi. Non è così automatico. Bisogna lavorare di fase difensiva, cioè quando la palla ce l'ha l'avversario, e quindi che bello che ve lo posso far vedere. Guardate, quando la palla ce l'ha l'avversario, ecco il Napoli. Osimhen e Mertens in linea,
scalando, seguendo il pallone, facendo un primo pressing, evitando la linea di passaggio semplice. Politano, Demme e Fabian, ragazzi, sono in linea, quindi Lozano è a tutti gli effetti quasi un terzino da 3-5-2, perché deve arrivare, deve scendere fino e sotto. Perché? Perché a un certo punto Mario Rui, che si troverà in linea, dovrà fare delle diagonali a seconda delle cose, e Lozano deve scendere fino a qua. Non c'è problema, non c'è problema, questa è la mentalizzazione. Vedete cosa succede quando la squadra avversaria ha il pallone? Poi in alcune occasioni si può rimanere così, ed ecco che da questa situazione, se recuperi palla, ed ecco che le frecce, vum, si può fare un lancio, si può lanciare in profondità, Mertens diventa quasi un centrocampista centrale, ed ecco che poi ci si rimette in una formazione più logica per le condizioni, per le caratteristiche dei giocatori. Maronna mia, come mi diverto! Come mi diverto! Donazione, mi sono perso perché stavo tutto concentrato. Attenzione, Fabio Cafab, grazie ai moderatori che me l'hanno fatto notare. Grazie mille, ragazzi, e grazie mille, Fabio, anche tu sei tutto azzurro. Io poi non so perché YouTube a volte lo fa arancione, a volte lo fa azzurro, forse si è reso conto che siamo tifosi del Napoli. Si sono riformate le coppie in tutti i ruoli, è proprio vero. È proprio così, perché stiamo bene, e l'unico che ci mancherà in questo momento è Insigne, ma abbiamo un Elmas che può tranquillamente sostituirlo, o sostituire Lozano se ce ne fosse bisogno. Veramente, veramente grazie ragazzi per il supporto, e ci stiamo divertendo a parlare un pochino di tattica anche dal vivo. Questa cosa della lavagnetta mi diverte, se posso muovere i pallini in virtuale mi diverte molto. Io volevo pigliare una lavagnetta vera, sai, coi gessetti. Magari poi lo farò quando sposto la stanza in un altro ufficio. Ha segnato Barro? E quindi il Bologna si porta in vantaggio. Mi fate sapere voi, mi state facendo sapere che partita è. 3-2. Ha segnato anche Soriano, pensate un po'. Quindi è andata così: Joao Pedro prima, Barro pareggia su assist di Soriano, sullo scadere praticamente. Poi Simeone all'inizio del secondo tempo riporta in vantaggio il Cagliari, il Bologna non si arrende, Soriano su assist di Orsolini e Barro in questo momento su assist di Svanberg. Siamo sul 3-2 al 58esimo. E poi in questa cosa dobbiamo anche considerare la doppietta di Muriel, giusto? Doppietta di Muriel, assist di Malinowski e di Freuler, e gol di Simi che ritorna in gol, ma non basta per il Crotone. L'Atalanta vince e quindi si rimette sopra di noi. Dipende dall'ammontare delle donazioni. Interessante. Tu sei un moderatore perfetto, sai tutto. Insigne si è tinto. Devo cercarlo subito. Insigne tinta. Lo trovo secondo voi? Un'immagine più, perché qua vedo quando si fece biondo all'epoca. Devo vedere notizie, chissà. Amore infinito, il contratto a vita. Non lo trovo. Insigne capelli. Vediamo un pochino se ve lo posso far vedere. Il nuovo look. Cerchietto come Cristiano Ronaldo. No, questo è 1° aprile. E allora non lo trovo su Google, ragazzi. Se me lo potete far avere voi in qualche modo. Vale, siamo un grande gruppo. Venerdì allenamento facoltativo e tutti presenti. Dimostrazione. Bellissima sta cosa, Francesco. Dimostrazione che Gattuso li porta a dare tutto. Vero. Si è fatto biondo un'altra volta? Questa è la domanda. Alfio Esposito ci chiede di Palmieri. Io non so se veramente c'è questa trattativa con Emerson Palmieri. È ovvio che lì è l'unica casella dove il Napoli può migliorarsi, perché ragazzi è difficile migliorare questa rosa di quest'anno. Noi siamo rimasti con Mario Rui Gulam, con Yusai prima scelta
se Mario Rui non sta bene, a sinistra che comunque è un adattamento, lo sta facendo bene, sì, però se vuoi puntare a qualcosa di esageratissimo e di clamoroso, ecco che sarebbe opportuno mettere un terzino vero là, e quindi poi puoi rientrare con Malqui, vice di Lorenzo, e ti puoi privare probabilmente di Gulam e di Usai. Ecco, io a quel punto, visto che Gulam non sta bene, non rientra, mi terrei Mario Rui con un Emerson Palmieri o un altro terzino, anche Carbonic, che è un giovane, anche lui è destro però gioca bene a sinistra. Ecco, si potrebbe puntare su quello, e visto che Usai con Giuffrida non si chiama Giuffrida, lo so, il suo procuratore vuole comunque sbatte i piedi, e vattene, cioè noi non è che ci possiamo creare il problema di Usai. Qual è la miglior maglia Napoli dell'era K? Ponks 19. A me quella dell'anno scorso piaceva tanto, devo dire la verità. L'effetto pixel dal vivo è meglio che in fotografia. In fotografia il rendering digitale non sono bravi a farlo. Ti ho inviato la foto su Insta. Oh, grazie. Andiamo a vedere subito l'amico Bellino che ci manda la fotografia. Ah, brutta roba. Vincenzo, e anche Domenico me l'ha mandato. Siete grandi, ragazzi. Vincenzo, vediamo un pochino. Ve lo posso far vedere così? Non lo so, è sempre un pochino ridicolo, secondo me. Perché è proprio platino, hai capito? Non lo so. Io vi dico la verità. Sì, tutto a posto. Io vi dico la verità, se il Napoli vince l'Europa League o vince il campionato è impossibile, ma se vince io faccio una follia con i capelli pure io. Non lo so ancora quale, me li faccio azzurri, me li taglio a zero, non lo so, ma qualche cosa la faccio se il Napoli vince qualcosa di più della Coppa Italia, perché la Coppa Italia comunque è un trofeo che a me mi fa rizzare, non è che... Però... La maglia... sì, sono d'accordo, Walter. Sono d'accordo. Insignette. Patinette. Sono d'accordo, quel rosa non ci azzecca proprio. Non mi piace, non mi è piaciuto. Forse il biondo a Lorenzo gli porta fortuna. Guarda che non giocò male. Lo sfottemmo la prima partita e poi entrò in forma. Speriamo bene, perché altrimenti lo sfottò è dietro l'angolo. Comunque, volendola vedere come una cosa positiva, mi sa comunque di personalità. Perché quando ti fai un capello del genere, vuol dire che tu hai la personalità che sai che ti sfottano e lo puoi, come si dice, lo puoi sostenere lo sfottò. Lo sapete, non è facile. Però quando sono famosi, quando hanno i soldi, ma che cazzo se ne fottono loro. Se il Napoli vince il campionato ci facciamo i capelli azzurri tutti e 3000. Sì ragazzi, a quel punto facciamo un video. Mi mandate voi il video selfie, le fotografie. Io faccio un collage di tutti gli amici bellini. Facciamo i pazzi, ovviamente. Facciamo proprio i pazzi. Forse ha perso una scommessa. Ah, può essere. Può essere. Mi pitto la pelle di nero alla Koulibaly e vado in giro così per un mese. Fabio, ci sta, qualche cosa di folle bisogna farlo. Io conosco una ragazza di nome Linda e sfegatata del Napoli. Alberto Mendicino. Linda fa bene. Linda di dov'è Linda? La moglie di Insigne voleva il cinciomello. La barba azzurra tutti. Eppure sì. La barba azzurra alla Bakayoko. Capelli azzurri. Carbonic ce lo porta alla Befana a gennaio. Luigi, credo di sì, sai. Perché la trattativa era avanzata. Secondo me era inutile prenderlo adesso, avendo ancora Gulam che non ce lo siamo sbolognati. E troppi 6 terzini. Avendo ancora anche insomma, lo stipendio di Milik, lo stipendio di Llorente.
era complicato avere un altro esubero, però se riusciamo a piazzare qualcuno a gennaio, ecco che... Sono un nuovo iscritto, Fesio, benvenuto! Benvenuto a tutti i nuovi ragazzi, 83 mi piace, non c'è male. Certo, noi non possiamo fare i numeri di Neschio che ieri stava tipo a 500 mi piace e si lamentava giustamente da parte sua, diceva oggi va proprio male, YouTube non manda le notifiche, solo 500. È ovvio, lui avendo 100.000, il minimo sindacale dei like della presenza è almeno 1000 like, poi alle 4 di notte comunque 300 persone collegate, straordinario, veramente. Io sono entrato tardi nella sua live, c'era un'altra ragazza che parlava del Napoli, ne parlava anche bene, devo dire la verità, ne parlava anche bene del Napoli con cognizione di causa, quindi non ci facciamo, come si dice, non abbiamo pregiudizi nei confronti delle ragazze. Quando le ragazze ne capiscono e sono appassionate, ben vengano. Ferdinando Alfio, aiuta, se il Covid non ci rompe le palle può darsi che qualcosa succede. Ma Elmas può essere un vice Insigne? Assolutamente sì, e non lo dico io, lo dice proprio Gattuso. Sicuramente l'ha usato già quando Insigne zoppicava una partita contro l'Inter, si stava scaldando Elmas. No, proprio contro l'Inter giocò Elmas a posto di Gattuso, quindi sì. Karbovnik è andato al Brighton, non credo venga al Napoli a gennaio. Ah, di Azzurro Napoli 24 ci dà una notizia che non sapevo. Lui dice Brighton, qualcuno dice West Ham, quindi ragazzi vi do un aggiornamento. Io col mercato ovviamente non sono sempre aggiornatissimo. Karbovnik, vi do conferma, in questo momento Transfermarkt ci fa sapere che è al Brighton, ovviamente, ma in realtà io vedo qua fine prestito, quindi è stato un prestito. Allora, se lo stanno scambiando 4 ottobre da Legia Varsavia al Brighton. No, io vi devo, perché non mi è chiaro. Prossimi trasferimenti. Quindi può essere già che se lo sono comprati e in prestito è rimasto. Aiutatemi a capire, lo leggiamo insieme. Il 4 ottobre dalla Legia Varsavia al Brighton per 5 milioni e 50. Il 5 ottobre dal Brighton alla Legia Varsavia in prestito, quindi praticamente lo ha lasciato a Legia Varsavia, e il 30 giugno del 2021 tornerà al Brighton. Quindi praticamente il Brighton ha fatto questa operazione lasciando il ragazzo a Legia Varsavia perché il ragazzo voleva rimanere a Legia Varsavia, ricordo questa notizia, e quindi abbiamo perso, non fa niente. Se ne parla un'altra volta, vuol dire che ci dobbiamo prendere un altro terzino. Non possiamo avere il gioiellino polacco, e può anche andar bene perché la Macam sta laggando. Ah, forse sto esagerando, sto esagerando con le cose. Quando apro 50.000, come si dice, 50.000 finestre nuove, colpa mia, probabilmente colpa mia, spero si stia aggiustando. Chiudiamo quel sito, sì. Allora, Transfermarkt è uno dei siti più pesanti della storia di internet, probabilmente. Abbiamo Forza Bologna. Mi sono aggiustato? Fatemi sapere se mi sono aggiustato, perché se sto ancora laggando sono scatti celesti. Come si deve fare? Non sto ricevendo lo stream integro. Dai, aggiustati. Però la voce si sente bene, giusto? Perché a volte fa così. Ah, sta recuperando, tutto a posto. Ok, Forza Bologna, ho visto che è entrato in chat. Ragazzi, Forza Bologna è un tifoso del Bologna che ci segue spesso, quindi mi fa piacere questa cosa. Durante la partita del Bologna questo mi onora tantissimo, perché immagino che tu sia in tensione. La partita è al 70esimo, 3-2 per Bologna ancora. Tutto a posto, bene. Allora era proprio Transfermarkt
Amici moderatori, ricordatemi di non aprire mai più Transfer Market in vita mia, perché non va bene. Puntiamo al campionato sull'Europa League. Alessandro Di Lella, io credo che non puntiamo a niente, nel senso che il Napoli deve giocare a vista, no? Partita dopo partita. Vediamo cosa succede a fine girone, a fine girone di andata, ecco. Vediamo se il Napoli a fine girone di andata è ancora con questo grande, come si dice, score di tante vittorie. Fino a ora non abbiamo ancora perso, a parte il tavolino. Quindi potrebbe anche essere l'anno in cui devi puntare tutto sul campionato, però anche perché l'Europa League rompe i coglioni giocando giovedì e poi dopo di domenica. Di solito almeno si giocava di lunedì, in questo caso tutte le partite sono una dietro l'altra, non va bene. Però insisto, il campionato italiano è complicato per una serie di motivazioni in campo e fuori dal campo. Non mi fate dire cose che poi dopo, pagliacci, vi lamentate. È la verità, basta essere onesti per sapere che ci sono dei giochi di potere. L'Europa League è complicata perché se ne scendono quelle della Champions, perché ci sono squadre abituate a stare in Europa sempre, Tottenham, Arsenal, Milan, insomma quelle che scendono dalla Champions. Se il Napoli riesce a superare questo girone ed è un pochino fortunato nei sedicesimi, ecco che a quel punto, perché no, dare una sferzata pesante all'Europa League, perché merita un taglio di capelli. Non un taglio di capelli, ma ce li facciamo azzurri, sicuramente. Tu preferiresti vincere il campionato dell'Europa League? Il campionato, se devo scegliere, ovviamente voglio vincere il campionato perché significa vincere sulla Juve, significa vincere sull'Inter che hanno speso fior di milioni, significa vincere dopo anni e anni e anni e anni e anni e anni e anni. Si è bloccato, ma è così. Vincere in Italia, ragazzi, significa tanto. Significa vincere in faccia a Sarri. Uno che, capito, ha preferito rovinare la sua reputazione per andare a vincere facile. E noi dimostriamo con Gattuso di vincere il campionato. Mamma mia, come arrizzo. Con un uomo vero, con un uomo di conseguenze. Perché adesso parto col dissing. Quando l'amico... Non so se avete visto il video dove parlo di Maradona, no? C'è un unico Dio, ho fatto una cosa particolare, ho parlato di 1940 nasce Pelé, 1960 nasce Maradona, 1980 nasce Ronaldinho, nel 2000 nasce Holland. Ed ecco che a distanza di 20 anni ci sono giocatori diversissimi, ognuno Dio, Maradona è Dio, picco irraggiungibile. Mi sono reso conto di quanto Maradona valga per noi al di là del calcio, perché aveva abbracciato un popolo, si era reso conto che questo popolo veniva sempre subissato di razzismo, di insulti, di ingiustizie. Maradona ci ha preso proprio per ha detto: sto io qua, ho dei problemi anche personali, però non vi preoccupate, a volte qualche allenamento lo salto perché non ce la faccio, però non vi preoccupate, arrivo in campo anche 5 minuti prima, mi metto le scarpette già nella macchina, vi porto per mano. E poi ha fatto anche comprare dei giocatori importanti. Il Napoli aveva messo su una bella squadretta, meritando i 2 scudetti, meritando la Coppa UEFA, la Supercoppa. Non è solo quello, è l'unione nel popolo, no? E chi è che dopo Maradona ha fatto questa cosa qua? Sarri. È stato l'unico che ha identificato il popolo napoletano, dopodiché tu vai là, smentisci tutto, non so cosa significa il sarrismo, non so, mi hanno dato questa cosa, tu l'hai cavalcato, allora o eri falso prima o sei stato falso dopo, non lo voglio sapere, non mi interessa. Ritorniamo alla chat perché meritate, il 96 mi piace, bravi, altri 4 ne voglio. Diego, la stampa lo vince il Napoli, l'anno anomalo, il Covid, gli indisponibili, la fortuna, vince la Juve, la vittoria più difficile, l'anno più complicato, Ronaldo ha avuto il Covid, la 10ª, esatto, DC, è così che sarà poi la narrativa, lo so, è proprio così, perché lo diranno, perché l'anno scorso già l'hanno detto.
un anno complicatissimo. Ma era complicatissimo per tutti e quest'anno è complicatissimo per tutti ancora. Francesco dice falso prima e dopo, ma può essere che non sia né quello né quello. 101, 104, bravi ragazzi miei. Siete forti stasera, vedete la differenza? Quanto siete belli, gli amici miei bellini, no? 100 persone, 100 mi piace, mentre con Neschio c'erano tipo 1000 persone e non si arrivava a 200 mi piace. Siete fantastici. Valerio, te lo fai il melone se il Napoli si prende lo scudetto? Guardi, il melone no, però faccio un taglio di capelli strano. Se invece vinciamo l'Europa League, me li faccio tutti azzurri. Li lascio lunghi e me li faccio tutti azzurri. Mi faccio un taglio di capelli stranissimo, però. Lo prometto, se a vittoria dello scudetto. Credo che non me li taglierò mai. Steve Minecraft. Abbiamo Ronaldo più forte di Maradona, forza Juve. E vabbè. TVB, amico mio. Vedi, Marco Aveta, questo è bello quando voi già sapete cosa risponderò. E beh, è così. Lo chiami un Forza Napoli che scrivono tutti al tuo 3 Forza Napoli nella chat. Bella questa cosa, reputam proprio. Facciamo saltare facciamo saltare. Allora, mo facciamo una cosa. Facciamo impazzire il bot. Organizziamo questa cosa. Metto come comando custom. Ascoltatemi bene. Comando custom, punto esclamativo, Forza Napoli, tutto attaccato. Ok? Quindi ve lo faccio vedere, ma non lo scrivo. Lo scrivo staccato. Punto esclamativo, Forza Napoli. Ve lo faccio vedere, vedetelo. Ok? Adesso che l'ho lanciato, se il computer mio non muore, perché io quando faccio queste cose che parlo con il bot muore tutto e non funziona niente, lo so. Comunque, questa è la cosa. Nel momento in cui io faccio il countdown, voi lo dovete scrivere, cominciate a prepararlo adesso. No Fabio, non lo scrivere, vedi che Nightbot risponde sempre. Aspetta, lo dovete scrivere tutti quanti insieme. Punto esclamativo Forza Napoli al mio countdown. 3. Scrivetelo. Aspettate, già lo state scrivendo tutti quanti, così non salta il server di YouTube. 3, 2, 1. Forza Napoli. Vediamo che succede. Deve essere, capito, la chat deve scomparire. Poi dopo scriviamo anche amore, scriviamo tutte le cose così. È bello sto fatto. I miei moderatori sono creativi. Oltretutto voi dovete capire che io ho un leggero ritardo sulla chat, fisiologico, e quindi voi quando lo scrivete sono qualche secondo. Guarda come compaiono tutti quanti, bellissimo! Vedi che Nightbot impazzisce, sempre. Anche Forza Bologna ci sta. Vedi che Nightbot non ce la fa a rispondere a tutti, è bellissima sta cosa. Quanti ne siete? E poi vi vedo tutti a questo punto, perché giustamente tutti che le scrivete siete fantastici. Un applauso a A613 per questa idea sfiziosissima. Ragazzi, Forza Napoli, Forza Bologna, giustamente l'amico sta sudando perché siamo al 78esimo, il Bologna resiste. Sta impazzendo il bot, Io il melone ce l'ho già, mi crescono i capelli, Francesco, lo so. Ho botta fatta botta, infatti Sire sta rispondendo una volta ogni tanto. Arriviamo a 200 mi piace, eppure potessimo arrivare, perché alcuni degli spettatori simultanei l'hanno lasciato prima, alcuni entreranno dopo, e quindi possiamo arrivare. Bruerd, tu sei rimasto? Anche Forza Bologna, perché no? Solo che il bot non reagisce col Forza Bologna. Fabio Virgilio, grazie, è vero, la mia community sta diventando veramente meravigliosa, pulita, ma questo è stato merito perché all'inizio, quando ho cominciato a fare i video, c'erano gente che insomma che commentava malamente, si creavano dei dissidi, commenti brutti. Io l'ho cancellati, non me ne fregava del numero di iscritti eccetera eccetera. Poi sale organico quando deve salire, però la cosa bella è che
mi stanno raggiungendo persone tutte di un livello culturale altissimo, di una competenza calcistica artistica, mamma mia, non riesco a parlare. Secondo te qual è il giocatore più sopravvalutato del Napoli? Ah, bella domanda, particolare. Se guardo questa formazione in questo momento, forse il più sopravvalutato potrebbe essere Manolas. E mi dispiace dirlo, lo dico con la morte nel cuore, perché da Manolas mi aspettavo tanto di più, ma non... mi ha dimostrato tanti limiti a livello di impostazione, proprio male, qualche svarione di troppo, poi c'ha il recupero lampo, c'ha la pezza, sa mettere la pezza nelle situazioni così, di testa è fortissimo, non sto parlando del giocatore in se stesso, il giocatore in se stesso è stato un grande acquisto, però mi aspettavo qualcosina in più da Manolas. Dopodiché, a livello proprio di valore, il signor Osimhen là ci deve dimostrare che varrà in prospettiva tutti i soldi che il Napoli ha speso. Per ora io sono già contentissimo, perché quest'anno mi aspetto 15 gol da lui, non di più, e farà fare gol agli altri. Dopodiché si impara il campionato italiano. Per me il più sopravvalutato è Milik. Vabbè, Luigi, Milik non l'avevo nemmeno considerato più nostro, altrimenti era lui. Mamma mia. Anche se io insisto, Milik aveva le potenzialità per fare bene, poi ha smesso. E metti che Donali Manolas segna, ma assolutamente ci è andato anche vicino alla situazione, cioè, ha preso la traversa ultimamente. Attenzione, Giuseppe Schiavo alias Baby Fox. Lo vedete l'amore, amore. Tu non sei amico Bellino, sei amore, perché gli amici Bellini sanno e fanno. Vedete cosa significa? Perché vuol dire che PayPal è ancora meglio, perché non dobbiamo dividere con YouTube. Ma anche tu meriti, Bepi, anche se lagga non me ne frega proprio, meriti lo screenshot. Perché? Perché quando fate queste cose voi meritate tutta la soddisfazione. Vedete? Ah, devo togliere questa cosa qua. Attenzione, un po' di privacy. Stavo facendo la frittata a livello di privacy. La line-up la togliamo un attimo. Non esageriamo, siamo amici. Una cosa è l'amicizia, una cosa è scherzo, ovviamente. E Giuseppe Schiavo merita il PayPal screenshot right away. La formazione l'abbiamo vista, non c'è bisogno di insistere. Boom. Baby Fox. Questo è supporto incondizionato. Grazie mille. Lag video, ovviamente sì, me l'aspettavo, perché ho aperto troppe cose, però non fa niente, il video va a scatti perché ovviamente ho aperto la cosa, ma se Baby Fox meritava, e quindi va bene così. E la sfacime fazzule, esatto, Marat, è meglio detta così. Quindi voi perdonerete la lag iniziale, ma Baby meritava, perché meritava, così. Allora, la partita che noi teniamo sempre d'occhio è arrivata al minuto. Statevi buoni. Alfio, un abbraccio, grazie per essere passato. Alberto Mendicino ci conferma che non lagga più. Bene così. Siamo arrivati quasi ad un'ora di live, ragazzi, voi mi tenete compagnia. Siamo all'84esimo. Esce Palacio, entra Dancewell. È entrato anche Dominguez, Svanberg, eccetera. E vediamo se Forza Bologna riesce a portare a casa il risultato. Ci farebbe anche piacere, C'è un pochino di rivalità tra Napoli e Cagliari, si può dire. Col Bologna non è che ci sono tante rivalità. Col Cagliari un po' di più. Domani non è tosta, quindi ragazzi, Maurizio Giordano insiste che domani non vinciamo facile. Altri dicono è sempre tosta.
Alfio, forza Napoli sempre, quindi vabbè, prima stava scherzando sicuramente. Fabio, con gli ospitati no, vanno tutte a chi fa il live, almeno finora io, tutte le live che ho fatto con gli altri YouTuber non abbiamo diviso le donazioni. Chi crea la live si prende la donazione e la divisione è con YouTube, che si prende sempre una percentuale. Però è giusto quello che dici, cioè nel senso che se io un domani invito, per dire, invito Neschio, no? E vedo che tutte le donazioni arrivano da gente sua che viene sul mio canale a sostenere lui, a me mi sembra anche giusto che divida le donazioni con lui, perché non è gente mia, insomma. E ho visto per esempio molti seguaci di Asso de Roma, che lo youtuber di Roma, vanno sulla live di Neschio, donano a pazzi semplicemente per salutare Asso. E lì potrebbe anche starci, no? Che Neschio se le divide. Poi non lo so se tra di loro hanno questi come si dice, questi accordi. È complicato anche tenere, perché ci sta gente che segue entrambi, quindi come fai a decidere? Bah, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Peccato non aver giocato Juve Napoli, assolutamente Alberto. Andrea Pizzali, se il Napoli gioca come sa giocare senza montarsi la testa, si può vincere divertendosi senza eventuali infarti da parte nostra. Andrea, gli infarti quasi sempre, sono poche le partite, a meno che quella là per esempio col Genoa che vai largo e quindi va bene. Un infarto è sempre dietro l'angolo. Golden Falcon ci chiede pressing o non pressing, io dico di sì stavolta, non come abbiamo fatto con la Real Sociedad, perché la Real Sociedad faceva un giro palla lento e tentava l'imbucata. Il Sassuolo fa un giro palla più veloce e il giro palla più veloce può portare più a errori tecnici. Quindi secondo me vanno, visto che loro amano molto fare il fazzoletto, il famoso fazzoletto anche nella loro area, coinvolgendo il portiere, facendo scendere Locatelli fino nella loro area piccola, ecco che probabilmente un pressing alto li potrebbe portare in errore. Lo abbiamo visto già l'anno scorso, Alessandra Gobbato è la moderatrice di Neschio, davvero una bella signorina, assolutamente, condivido. Ci sono sì, tantissimi moderatori in tutte le chat, io sono contento dei miei, non sono altrettanto probabilmente avvenenti, ma non fa niente. Mark, ciao Fluido, buona serata. Mark, come stai? Un bacio forte. Salvatore Troianello, benvenuto. Ragazzi, non scherziamo proprio, a Sassuolo domani mancano 7 giocatori. Però non abbiamo detto la stessa cosa, Fabio, sulla Z Alkmaar. E la cosa che mi interessa è che la Z Alkmaar è anche una squadra che gioca molto propositiva di solito, che prende tanti gol proprio come li prende il Sassuolo. La differenza sta tutta qui. La Z Alkmaar è venuta a fare una partita di grande difesa, di strenua difesa, una partita stoica difensivamente, e ci hanno fatto la siringa. Non credo che De Zerbi farà la stessa cosa, credo che De Zerbi voglia continuare il suo gioco propositivo, ed ecco che il Napoli potrebbe approfittarne, e mi immagino una partita bellissima. Non peraltro, al di là del risultato, dovrebbe essere una partita straordinaria di annanzi a rete. Perciò sto dicendo venimmo in un fastunzato. Esatto, esattamente. Valerio Vitale, più in forma il Napoli e il Milan al momento. Il Milan, insomma, la partita con la Roma è complicata da stabilire, perché l'arbitraggio. Attenzione, Evelyn non ci fa mancare lo sciottino. Sciottino di whisky, per quanto mi riguarda, ti faccio lo screenshot e ti metto in sovraimpressione. Amico bello. Boom. Questo è uno sciottino di whisky. Rum e pera. Rum e pera non lo faccio da quando avevo... Non lo so. Non ne ho proprio idea. Mamma mia. Comunque, dicevo sul Milan, non è facile stabilire se erano... Però hanno dimostrato di essere in gran forma in Europa, con molte seconde linee. Ed ecco che bisogna stare attenti. Il Milan in questo momento
è la squadra più in forma del campionato. Noi abbiamo... A noi ci manca che la partita... Mannaggia, come il Sassuolo ha incontrato tutte squadre piccole, anche noi, a parte l'Atalanta, Parma, però insisto ragazzi, insisto, il Parma ha fatto, stava rischiando di vincerla con l'Inter, l'hanno riacciuffata al 93esimo, insomma. Quindi anche con le squadre piccole tu devi farla la partita, devi segnare, devi metterla al sicuro. Quindi l'unica cosa, il Napoli ha affrontato l'Atalanta come squadra molto importante e poi altre squadre. La Real Sociedad. Sono due squadre che in questo momento stanno mettendo paura. Ecco, dico questo, entrambe le squadre stanno mettendo paura a Inter e Juve. Questo è. Marco Aveta sta chiedendo qualcosa al moderatore. Fatemi vedere. Il Milan ha preso giovani interessanti, è vero? Possibile una Sambuca? Perché no? Frank Dabbo. Fammi vedere che cosa stava chiedendo. Un nuovo comando per il Nightbot. Noi diciamo Juve. Ma guarda, lo faccio. Rischio lag. State con me, lo faccio al volo. chissà se... Oltretutto è una parolaccia. Chissà se il messaggio esce. Lo proviamo così. Voi siete troppo forti. Voi siete fantastici perché se lag, ragazzi, perdonatemi, ma è una cosa importante. È una cosa importante. Ci provo. Vediamo come esce. Lasciate like, sta salendo bene, 121 molto bene. Una vittoria domani darebbe un bel segnale anche al Milan, è vero Valerio. Il Milan chi incontra? Fatemi vedere. Fabio mi fa sapere, vogliono cambiare la regola. Ah, sì, la regola del fuorigioco che si stanno lamentando. Guarda, Fabio, adesso lo affrontiamo il discorso. Sicuramente. Calendario, domani il Milan... con l'Udinese alle 6:30 del mattino per quanto mi riguarda, quindi me la perdo. E vi dico che alcuni... la youtuber milanista che era ieri nella live di Neschio era... decisa, vinciamo facile, il che apprezzo tantissimo, niente scaramanzia, vuol dire che sono sicuri della loro forza e fanno conto sul fatto che hanno riposato parecchi titolari. Quindi rosso a Soriano, attenzione, sta uscendo? Sì, sta uscendo. Funziona, il Nightbot è dei nostri ragazzi, è dei nostri, basta scrivere punto esclamativo Juve che il Nightbot sa cosa rispondere e voi non siete passabili di dire parolacce, perché lo ha detto il Nightbot, non l'avete detto voi avete solo detto Juve. Ah, è bellissima sta cosa, bravo Marco Aveta per l'idea. Ciao Kurai. Luigi, a te alle 5:30 penso che... o fai tutta una tirata. Marco Aveta, geniale veramente. Ragazzi, uno sguardo, siamo oltre il 90esimo. È uscito anche Musa Barro, quindi sono le sostituzioni, 5 minuti di recupero, siamo al 93esimo. Che cosa sta succedendo? Probabilmente sta quasi per finire o è finita. Attenzione alle dita quando scrivete, state attenti. E quindi questa è un'altra... ha avuto un grande successo e Nightbot non riesce manco a rispondere a tutti. È una roba meravigliosa. Ricordate, punto esclamativo Juve tutto attaccato. Ma gli juventini capiranno, no? Che se non ci lasciate almeno questo sfottò, noi non è una cosa che diciamo odio Torino, odio la città, odio fisicamente le persone juventine, anche se ogni tanto per le cose che dicono ti tirano gli schiaffi da faccia. Ma no, è proprio la squadra, è proprio la società, è tutta una serie di cose, di arroganze che negli anni sono aumentate. Quando c'era l'altro Agnelli era meglio. Attenzione, Evelyn insiste, fa la doppietta, e se fa la doppietta in questo caso è azzurro
merita un altro screenshot e glielo facciamo perché il ringraziamento deve essere anche bello in sovraimpressione. Quando faccio gli screenshot vedete che non lagga, vedete che non lagga. Ma quanto sei bello, Evelyn, grazie, grazie mille. Ti metto qua. Lasciamo sempre la signorina e mettiamo un pochino il subscribe. Voi lo sapete, se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Vedi, l'ha detto anche il Nightbot in questo momento. E mettiamo qua, benissimo. Allora ragazzi, penso sia finita Bologna, giusto? Perché io sono in leggero ritardo con le app, ma il Bologna batte il Cagliari. Non so se Frank Bologna è ancora tra noi. Il Napoli a che squadra inglese assomiglia? Golden Falcon, non seguo abbastanza la Premier per... no, non ne dice tre, ne devi dire uno solo. Sì, era Saverio. Non vedo abbastanza la Premier da poter fare un paragone con il Napoli. Il Napoli in questo momento è una squadra che sta cambiando pelle, è una squadra che ha buona tecnica e sta inserendo una novità che prima non avevamo, la profondità e la velocità, con Osimhen e Lozano, una nuova variante tattica che non avevamo prima, dove si doveva basare tutto sui passaggi veloci, se rallentavi un pochino il giro palla non la potevi dare mai alta a nessuno, adesso hai Petagna. Adesso hai Osimhen, bella roba. Il famoso taglio che faceva Insigne e lo fa per Lozano, lo può fare per Politano, lo possiamo fare anche dall'altra parte. Il Napoli ha cambiato anche fascia su cui si attacca, perché con Politano e Di Lorenzo siamo più forti, forse anche di Mario Rui Lozano dall'altra parte. E insomma, ricordiamoci un attimo ve lo rimetto in sovraimpressione. Vedete, tra Lozano e Mario Rui, no? C'è tecnica da parte di Mario Rui, ok, ma c'è anche tanta tecnica da parte di Politano e Di Lorenzo, che Di Lorenzo se scappa dentro e Politano si accentra. È una bella squadra, quest'anno. Quest'anno è una bella squadra e ci sono... ho cercato su canali interisti alcuni che dicono Politano l'abbiamo lasciato andare troppo in fretta. Quiz time, secondo me è il momento, amico, è il momento di farlo. Quiz time, fatemi delle domande specifiche e io vedrò di rispondere. È finita, 3 punti d'oro, complimenti al Bologna, vedi che passare su questo canale ti ha portato bene, gli amici bellini sono tutti contenti di questa cosa qua, bene così. Roberto, ciao. Angela risponde che sono disonesti, probabilmente si riferisce agli interisti. Bella storia, grazie Alberto. Siamo uguali all'Everton. Francesco giustamente ci fa un rimando alla situazione di Ancelotti. Io poi non lo sto seguendo bene Ancelotti e mi devo fermare perché anche Alberto segna un gol. È un tap-in vincente e merita anche lui, ovviamente, il mio ringraziamento dal vivo e dal morto, nel senso che ti ringrazio così dal vivo, ma ringrazio anche per chi lo vedrà poi dopo, che si vede il supporto, Valesi Gross, e significa veramente tanto per me. Grazie mille amico mio, facciamo scomparire PayPal, sì, tanto voi lo sapete come trovarmi, non c'è bisogno, posso spostarlo in realtà. Ragazzi, ma io ho i grandi mezzi, i grandi mezzi significa che io posso spostare qua nel cielo e non dobbiamo per forza rinunciare alle minne, le menne generose. Si riferiva a quelli là, lo so, hai ragione Angela. Bologna vince, piccola bestemmia che metto Barro in panchina, ma almeno Joao Pedro mi ha segnato. Gabriele Brancale parla di fantacalcio. Ragazzi, io quest'anno non l'ho fatto e sono anche contento perché è difficile. Tu me lo potrai dire, Gabriele, il fantacalcio quest'anno, che tu sei convinto di avere un titolare fisso, un rigorista, e poi si piglia il Covid, mamma mia. Comunque faccio, ragazzi, vabbè, non lo faccio. Volevo fare un in bocca al lupo a un amico
che è risultato positivo. Non dico il nome per questioni di privacy, ma gli mando un bocca al lupo da parte mia e da parte di tutta la vostra community, perché non è una stronzata, ragazzi, non è una stronzata, ha sintomi lievi, però non si sente bene ed è un giovane come noi, e quindi dobbiamo veramente, ragazzi, voi fate sempre attenzione, indossate sempre la mascherina. Sembra una stronzata, ma non è poco. Fa la differenza. Evelyn fa una tripletta, non la fornisce più, ma come si bella. Quest'anno non è da sottovalutare la Supercoppa, e hai ragione, amico mio, hai ragione. Noi è una soddisfazione che ci dobbiamo togliere. Boom, è un'altra coppa, è un altro trofeo che dobbiamo assolutamente fare. Assolutamente. E noi abbiamo dimostrato che negli scontri diretti non siamo assolutamente male. Ora però, che facciamo? Copriamo le minne? Angela, chiedo a te. Chiedo ad Angela come rappresentante femminile, perché se lo chiedo a voi, ragazzi, non va bene. Chiedo ad Angela se posso coprire le minne o se lo sposto sotto. Angela merita, perché in rappresentanza femminile. Questa storia di punto esclamativo Juve è bellissima. Marco, hai spaccato. Hai spaccato veramente tutto. Aspetto la risposta di Angela. E poi non rispondo a Castrese Basile. Ma come non rispondo? Certo che rispondo. Certo che rispondo. Cerco sempre di tenere la politica fuori dalle cose calcistiche, perché non si fa, perché ognuno la può. La politica è un argomento delicato e ognuno la può vedere in un modo per svariati motivi, per questioni di famiglia, eccetera, eccetera. Ma in questo caso le minne non le posso spostare sotto, amica mia, sai perché? Perché le minne sono reali, nel senso, poi vi faccio vedere subito. Le minne è un poster. Quindi non posso assolutamente. Non posso spostarle. Non sono minne virtuali, sono sempre virtuali. Ma vabbè, quindi le lasciamo. Abbiamo avuto il beneplacito della nostra ragazza in chat. E comunque, per quanto riguarda la politica, breve cosa così, non mi piace Biden, ma odio quell'altro con tutto me stesso. E quindi quello che mi piace veramente è la vicepresidentessa in corso, insomma in corsa, di Biden. La Harris mi piace molto e quindi spero che vada in quella direzione, perché non va bene, anche per una questione mia personale di documenti, eccetera eccetera. Non è facile. New York, l'America in questo periodo non è un paese facile. Ma smettiamola con la politica e torniamo al quiz. E fatemi sapere domande per quanto riguarda domani o anche in generale. Bravo Francesco, esatto. Francesco Esposito la tocca pianissimo ed è così. Va oltre la politica. Questo non è veramente un discorso di politica. È un personaggio che non. Veramente Cavaliere Antonio Trevi. Decio Cavallo, ecco. Mi sfuggiva Decio Cavallo. Nel frattempo vedo che vi divertite con il Forza Napoli e con la cosa. Io non voto, no Angela, no. Io pago solo le tasse in America, vedi come sono stronzi. Io in America devo pagare le tasse perché lavoro in America, ma non ho i documenti per votare il presidente. E quindi non posso dire la mia per ora. Poi se cambia, cambia. Lo spero anche io, ma spero che vinca di nuovo di idiota. Luigi, non lo so. Gli ultimi sondaggi sono troppo simili a quelli che vedevano Hillary in vantaggio l'altra volta. Ecco perché ci stiamo un po' preoccupando. La coppia Zielu-Bakayoko, come la vedi? La vedo ottima. E la vedo anche una delle migliori coppie possibili, perché fisicità di Bakayoko e velocità di esecuzione di Zielinski con i suoi controlli orientati, più veloce di Fabian. Mi piace tantissimo e non vedo l'ora di vederli, veramente. Ottima domanda, Valerio. Sarà il nome.
sarà il nome. Non so se sei riuscito a leggere, facciamo un nuovo gioco. Ognuno di noi deve dare dei possibili marcatori. Ah, ecco. Velocemente, Victor segnerà. Gabriele, ti dico sì perché Evelyn mi ha detto di sì. E quindi ha funzionato una volta e potrebbe funzionare domani. Sì. Biden era l'H di Obama, vedi Abix, no, veramente non voglio... Era il vicepresidente, poi l'H, vicepresidente di Obama. Veramente non voglio andare... Non voglio andare nello specifico perché non mi piace, insisto, non mi piace neanche lui. Bologna ha vinto, Giuseppe, cugino mio, sì, è stata fino alla fine. USA storicamente nei momenti di crisi ha sempre scelto il presidente più chiavico e proprio matematico. Vedi, non ne usciamo più se parliamo di politica. Vale, secondo te chi sarà l'uomo più pericoloso del Sassuolo? Vista l'assenza di Berardi e Caputo, Angela, bella domanda, ci riporta al calcio. Allora, ho paura di Boga, ovviamente, un occhio a Traoré, ovviamente, ma il nome che nessuno sta facendo e che potrebbe partire dalla panchina e potrebbe entrare poi dopo, uno che ci rompe sempre i fazzoletti, è De Frel. Quindi attenzione a De Frel, se parta titolare o meno dobbiamo stare extra attenti, si dice in America. Comunque stasera gran calcio, Bologna-Cagliari, partita veramente frizzante e divertente, peccato che me la sono persa, la voglia di stare live con gli amici bellini, però possibile risultato di domani 77-45. Nel senso mi aspetto parecchi gol, ogni tanto quando si dice sai le squadre finisce 0-0, spero proprio di no, spero che ci sarà, attenti a raspadori, vedi Alessandro va ancora più nello specifico. Spero che ci sarà una bella partita a viso aperto e qualche gol secondo me lo dovremmo vedere visto la risultato e marcatori. Domenico, vuoi proprio andare nello specifico? E allora ti dico, molti stanno ipotizzando il 3-1, io voglio dire 2-1, Osimhen, Manolas e Obiang. Osimhen, Manolas, Obiang. Obiang, sai, in un calcio piazzato, una palla sporca, la ribadisce. Gol dell'ex Politano e Manolas. Vedi, Manolas anche tu. Spero che domani il Napoli partirà come contro l'Atalanta. Luigi, quello è quello che dobbiamo fare. Solo che l'Atalanta sono più veementi, il Sassuolo invece fa più... aspetta, è più paziente nel giro palla, l'Atalanta va più verticale e il Napoli è stato bravo a chiudere le linee di passaggio. Noi non dobbiamo farci attrarre troppo dal pallone perché loro la faranno girare. Musica tensiva. 3-1 più 12 gol annullati al fuorigioco per noi e loro, eppure può essere perché sono due squadre che il fuorigioco lo fanno spesso. Siamo a 131 like, ragazzi, in questo momento abbiamo più like che spettatori simultanei, il che mi inorgoglisce, il che significa che qualcuno ha lasciato il like e poi è andato, mi rendo anche conto, ma questa è una bellissima cosa. Sono sicuro che tu, proprio tu, che ti sei dimenticato di mettere il like e stai seguendo, magari stai col cellulare, non riesci a scrivere perché è complicato, lascia il like a volo, proprio tu. Sto parlando con te, guarda, ti guardo dritto negli occhi, anzi metto proprio gli occhiali così, sto proprio parlando con te. Amico bellino, che fai? Non metti il mi piace? Il mi piace è gratis. Vedi gli altri amici bellini come supportano? Tu puoi supportare col mi piace. Metti il mi piace. È scattato 132, 134, lo vedete? Saverio Solido alla sua importanza, 136. Ma all'occorrenza Elmas e Insigne possono giocare insieme? Sì, assolutamente sì. Sappiamo che in inglese I want you. Sì, tipo quel for the army, I want you for the army. Sì, Elmas può giocare in tutte le posizioni del centrocampo e sottopunta, quindi Insigne lo lasciamo a sinistra ed Elmas a fianco a lui. E il Pidio di Napoli, posso fare una domanda a tutti gli amici bellini, ma siamo tutti qui perché siamo tifosi del Napoli in quanto meridionali, oppure qui la narrazione è decisamente oltre rispetto ad altri youtuber? Questa mi inorgoglisce, il Pidio, ti ringrazio, ed è un'osservazione che mi fa piacere tantissimo, perché quando uno decide di fare lo youtuber, giustamente
deve decidere anche una linea editoriale, no? Se lo fai bene, se lo vuoi fare bene. E la linea editoriale che ho deciso qua mi sembra evidente. Se Fabiano non mi piace, lo dico. Se preferisco Meret piuttosto che Ospina, lo dico. Se De Laurentiis dice una cacata in conferenza stampa, lo dico. Ma è importante che una squadra e un popolo come quello del Napoli, che ha una squadra cittadina, noi dobbiamo essere un po' più tutti uniti. Nelle trasmissioni che noi possiamo vedere sui canali privati, le trasmissioni napoletane, io vedo uno spalare merda continuo. Quando il Napoli vince sono quasi tristi alcuni che non sanno cosa dire, perché quando il Napoli perde è più facile fare vedi, ha sbagliato il movimento senza palla, ha sbagliato la formazione. Non fa notizia dire ha indovinato tutte le mosse, non si può dire ha fatto bene a imbrigliare la Real Sociedad quando lo fanno gli avversari. Allora per me quello che tu mi dici, la narrativa, è proprio importante, perché noi non abbiamo a livello nazionale nessuno che ci difenda, mai, nessuno, perché la narrativa è sempre al contrario. È sempre se evidentemente se non sono partiti non hanno rispettato qualche protocollo. Questo è passato ai tifosi poi che si ammoccano tutto e dicono vedete, siete voi i soliti pagliacci disonesti che non avete rispettato le regole. Le regole noi le abbiamo rispettate, per questo stiamo venendo puniti. Ma in albero. Quindi nel momento in cui la narrativa è così, il mio dovere da appassionato di calcio, di tattica ovviamente, ma anche appassionato della giustizia e contro le fake news da quando avevo 11 anni, non sopporto le fake news, è più questo, arrivare e dire le cose come stanno. Mi è piaciuto tantissimo, per esempio, l'intervento di Marotta a fine partita con l'Inter, dove lui con una calma straordinaria ha detto la partita probabilmente l'avremmo persa lo stesso, l'avremmo pareggiata lo stesso, la potevamo vincere, però è importante che ci sia le regole del VAR, ma con una calma, non dicendo come fa De Laurentiis, arriva le patate, pelate le patate, siete delle merde, capite? Allora io la apprezzo tantissimo e vorrei tantissimo una figura come Marotta che con serietà, con calma, senza alzare la voce dice però così non va bene, e la prossima volta se ne guarderanno bene prima di fare un altro errore con l'Inter, ne sono sicuro. Insomma, questo è quello che io cerco di darvi. Ovviamente non siamo forti a livello nazionale, però abbiamo zittito un po' di stupidi che sono venuti a dire stupidaggini e noi li abbiamo zittiti con i fatti, poi sono spariti. Quando poi spariscono è perché non hanno più niente da dire. Io rispondo TVB quando dicono stupidaggini. Va bene così. Mettete i like, sì, lo vedo che continuano a salire, siete straordinari stasera. Farai un video con tuo padre? Marat, allora, visto che siete 113, mi fa piacere darvi una piccola... questa è bella. Ti do una piccola anticipazione. Voi adesso lo vedrete un attimo così. Allora, anticipazione video è questa. Ok? Mio padre mi ha mandato un video specifico. Ascoltate. 26 aprile 1987. C'avevi più o meno 3 anni, avevo compiuto 3 anni a novembre. Insomma, il mio babbo mi racconta di quando Napoli-Milan del 1987, io avevo 3 anni e lui mi portò in tribuna stampa per un contatto che aveva, non so con quale giornalista lui era amico, e in particolare avevamo questo contatto e mi portò a 3 anni in tribuna stampa e la tribuna stampa non ci poteva credere. E quindi c'era questo bambino e segnò Maradona in quella partita. C'era Filippo Galli in difesa al Milan e io questo video ancora non l'ho visto tutto, me lo sto conservando perché voglio fare la reaction al video mentre guardo il video e faremo un video specifico che solamente gli amici bellini se lo vedono perché voi seguite tutto
e veramente siete straordinari. Al di là, qualcuno segue più le cose della notizia del giorno, no? Esce una negatività nuova, esce una notizia e seguite il video. I video, quelli che faccio giorno per giorno, che magari sono di ispirazione mia, se li vedono più voi, che siete più bellini, insomma così, e vedete nello specifico anche spaccati della mia vita personale, che non sempre gli altri vedranno, ma è anche giusto così. È anche giusto così, che chi è più appassionato le vede così. Valerio, dopo ci fai sentire la poesia che ha letto tuo padre nel video che hai fatto. Oggi mi è scesa la lacrimuccia. Credo A613 che lo posso fare. Attenzione, ma Giuseppe Schiavo, hai fatto la doppietta su PayPal? Hai fatto la doppietta? Ancora non mi è arrivata la notifica, dopo controllo, amore mio, grazie. Allora, sì, voglio provare, speriamo che non lagga, faccio un tentativo, sperando che si senta la voce, perché quando metti un video su questa piattaforma OBS a volte non si sente, quindi faccio un tentativo, amico mio, e voi state con me. Dopo risponderò al resto delle vostre domande, non vi preoccupate, vediamo se io posto il video, se si sente la voce. Ci provo. Non so se devo mettere in play. Quando il capitano è del popolo, por parte de Diego. Si sente la voce. Siamo lui, nello sguardo fiero e triste. Siamo lui, sui muri sbrecciati del popolo che non s'arrende. Siamo lui, nell'allegria senza freni e nel dolore profondo. Ancora lui, nell'errore e nella colpa di essere inesorabilmente veri. Siamo lui, ogni giorno, davanti al sole che ci bacia e nel fango che ci affligge. Siamo sempre lui, nella rabbia e nel genio, quella forma di sostanza forte di carne e sangue. Siamo lui, sul mare che abbaglia, sul golfo che ci guarda, sul vulcano che ammonisce muto. Non abbiamo paura. Come lui siamo quello sguardo rivoltoso, ribelle, innocente e feroce, dove ci riconosciamo. Siamo la sua lotta al gioco del potere e giocando lo combattiamo, abbattendolo. Siamo quella vittoria, quella vendetta, quella gioia irriducibile. Siamo quella parte dove la fantasia occupa tutto, facendoci sogno collettivo, magia che non vogliamo mai perdere. Siamo con lui, por parte di Diego. E insomma, io mi emoziono, continuo ad emozionarmi. Un grazie speciale va a Nicola De Cornelis per averla scritta, va ad Elpidio per avermela girata e a mio padre ovviamente, Peppe Celentano, che con la sua voce di una profondità, ma vabbè, poi mio padre, quindi il mio giudizio al riguardo è completamente inutile, ma è di una profondità straordinaria. Abbiamo imparato anche un'altra cosa, abbiamo imparato a mettere i video durante la live, molto bene, grazie moderatore, sempre. Mario Rui titolare domani? Io credo di sì, Forza Napoli. Vedete il coprifuoco, canale 21 ci sono con i presentatori di Telegaribaldi. Non capisco, Salvatore, fammi capire. Roberto, grazie. Angela si è commossa. Ragazzi, è così. Urge un Forza Napoli come prima, lo possiamo chiamare. Se scrivete Forza Napoli con il punto esclamativo prima, tutto attaccato. E ovviamente sembra ma è un bel complimento, Maria, perché quelle sono quelle voci incredibili. No, Antonio, è un po' di commozione, sì, no, ma non piangerò. Mi metto gli occhiali, vedi? Mi metto gli occhiali perché così... Ed è proprio vero! È proprio vero che Giuseppe Schiavo fa la doppietta. Ragazzi, Baby Fox mi toglie le lacrime da faccia. Lo vedete? Lo vedete? È una doppietta, è lo stesso amount. Quindi io ti metto più grande. Semplicemente ti metto più grande. Grazie amico mio, grazie a tutti veramente
È stata una roba... È stata una bella roba. Tu e tuo padre siete migliori, grazie, grazie. Ecco la differenza di essere azzurri. Piccolo inchino a Peppe. Grazie al Pidio, ma grazie anche a te. Perché... Perché serve ispirazione, no? Nella vita. Io da musicista vi dico che ho avuto tanto tempo libero in questa pandemia e ho detto questo è il momento in cui scrivo il mio disco, in cui registro musica. Ragazzi, se non sei ispirato puoi avere tutto il tempo a disposizione, non esce nulla. Per quanto riguarda gli artisti specialmente, Giuseppe Arena in questo momento, che dice i bassi sono quelli, ve lo può confermare. Se non sei ispirato, hai voglia a prendere il basso in mano, guardi la tastiera e non esce niente, devi essere ispirato. Allora a volte il tempo a disposizione, ricominceranno i live, per esempio, partite, eccetera, eccetera, e lì mi verrà di nuovo l'ispirazione, perché anche quando sei più impegnato ed occupato, sei più ispirato a scrivere. La tattica del musicista. È difficile. Anni 90 che hanno lasciato Siani, Biagio Izzo, eccetera. Ah, ecco. Pronostico domani, Napoli-Sassuolo 3-1. Molti stanno dicendo questo 3-1, se lo giocheranno in tanti. Io dico 2-1. 146 mi piace. 145 qualcuno l'ha tolto. Questo non va bene. Arriviamo a 150, ragazzi. Giusto così, per sfizio mio. Per ringraziare papà. Come ti stai trovando su YouTube? Bene, perché credo che se sto attento con tutti i tag, con gli hashtag, arrivo a molta più gente di quelli che in realtà sono iscritti. YouTube mi dice che ci sono stati perlomeno 24.000 spettatori individuali che hanno visto i miei video. Poi ovviamente YouTube si prende, cioè io con la pubblicità di YouTube non prendo quasi niente. È una piattaforma che, essendo la più famosa, sfrutta anche un pochino i creatori, no? Ed è anche giusto così, mi danno la piattaforma. Però è una piattaforma privata, quindi ecco perché io vi invito sempre a seguirmi anche su Valerio Fluido qua sull'Instagram, sugli altri canali, perché non si può mai sapere. Qualcosa può succedere improvvisamente. Se il Caffè Napoli sparisce domani, voi come mi trovate? Io come vi trovo a voi se non ho più i vostri contatti? Ed ecco che è importante che sempre... Io poi non sono molto attivo sui social, sulle altre piattaforme. Sto facendo questa cosa qua più nello specifico, più quotidianamente. Nelle altre piattaforme non vi rompo i coglioni postando cose una continuazione. È sempre bene però seguire, perché un domani non sai mai, capito? Sono piattaforme private che possono collassare e possiamo rincontrarci su altre piattaforme. E comunque non dimenticate mai che il mio sito fluido.net, che è uno store in questo momento, è sempre il mio sito. Quindi io sul mio sito in questo momento c'è il merchandising, ma lo posso utilizzare come blog, come sito, posso metterci video, approfondimento. Quindi quello è sempre il punto di riferimento che deve essere per voi. Io sono Valerio Fluido e il fluido.net esiste da quando ero alla scuola superiore. Amore. Il mondo è la nostra ispirazione, ma se non si può vivere, avere l'ispirazione è impossibile. Lo avete sentito a Giuseppe ed è questo che intendevo. È veramente difficile, chiuso nelle quattro mura da febbraio. Mamma mia. Io sono juventino marcio, ma ti seguo perché sei onesto, essendo meridionale amo Napoli. Grazie Antonio, apprezzo moltissimo, e anche gli amici qua apprezzeranno sicuramente il tuo spirito sportivo. Grazie. Lo fa per passi? Sì, lo sai. Vale, come vedi Zielinski, attenzione, mi è sparita la domanda di Angela, fammi vedere. Zielinski e Fabian insieme hanno funzionato contro Parma e Genoa, però è bene secondo me avere uno come Bakayoko Odem a fianco a uno dei due, perché per fare un po' di filtro in più. Ti sto facendo girare anche su Twitter e il video ci siamo sempre @ValerioFluido, perché se voi cercate Valerio Fluido su Google in generale mi trovate un po' su tutti i social. Non sono molto attivo per problema mio che mi scoccio, come anche su Facebook, però è importante per arrivare a più persone possibili, per portare la narrativa.
Non è facile, De Zerbi credo partirà molto attento. Biagio Doraldo, attento sì, ma credo anche che De Zerbi vorrà fare il suo solito giro palla. Staranno attenti. Bassi perché il giro palla del Sassuolo parte molto basso, quindi non ci vorranno dare la profondità. Dobbiamo essere bravi noi a trovare gli spazi. Franco Santana, sempre così. Ciao Valerio, ma questo Sassuolo come lo vedi? Secondo me è un'ottima squadra e bisogna stare molto attenti. Sì, Angelo, è tutta la live che sto ripetendo che dobbiamo stare attentissimi e non farci trarre in inganno dal fatto che manca Caputo, Berardi e Djurjevic, non mi ricordo come si chiama, Djurjevic, scusate, Juricic, ok? Juricic, credo, non lo so dire. Io ti ho conosciuto grazie a mio fratello, da quel momento vedo tutti i video, grazie Jacopo e grazie a tuo fratello. Io vado, ciao Antonio, guida la Vespa e guida piano, sempre, a presto. Ragazzi miei, siamo quasi a 2 ore di live, io sono un po' stanco. Marò, speriamo che metta Mario Rui e non Yusai, così a Fantacalcio mi entra Kolarov che ha fatto assist. Ecco, qua abbiamo conflitto di interessi. Capitan, credo di sì, credo che possa prendersi un po' di pausa Yusai. Mai sottovalutare l'avversario, ovviamente. Bella l'idea della grafica con la formazione, si potrebbe fare anche nel dopo partita per la tattica? Assolutamente sì, Valerio, di solito quando faccio dopo partita, quando lo faccio registrato voglio farlo in fretta e quindi no, però live abbiamo imparato che si può fare e lo faremo. Lo faremo. Il centrocampo a 2 con Demme e Fabiano non mi convince, non mi fido di questo Sassuolo, ho paura di un contropiede e che loro due possono essere superati con facilità. Alfonso, ecco perché io metto Demme e non Bakayoko, proprio per la velocità del Sassuolo, e Demme è un po' più dinamico, però non lo so, io credo che se Bakayoko sta bene possa giocare lui. Mo' arrivano le paste, quindi non mi vuole far andare via l'amico moderatore. Rachmani potrebbe utilizzare sulla linea dei 4 per andare a pizzicare qualcosa in alto e il Pidio ci fa una domanda tattica. Io credo che Rachmani può essere utilizzato in zona Manolas, in zona di Lorenzo, potrebbe fare anche il terzino destro, anche terzino da questa parte per lasciare Manolas a destra che sta molto in difficoltà con i piedi, quindi Rachmani-Manolas può essere una coppia con Rachmani, l'abbiamo visto a Castel di Sangro, Rachmani in questa zona. Non lo vedo nella mediana, non lo vedo terzino sinistro, però ha grossa fisicità e potrebbe fare anche il vice di Lorenzo in caso di emergenza, ma credo che lo vedremo centrale. Ok, allora non vado subito via, arriviamo alle 2 ore, se voi rimanete, però dovrei arrivare. Ok, facciamo un patto, visto che io sono una persona anziana e che dopo 2 ore di parlare e bere devo andare a fare la pipì, vado a fare la pipì e voi nel frattempo fate salire i mi piace, voglio arrivare a 150, vi lascio con la musica, non è che vi lascio senza niente, e con la tattica voi così, musica, maestro, e vediamo un pochino se riesco a fare la pipì. Lasciate i mi piace.
allora siete bravi. È stata un po' più lunga del previsto. Hashtag pannolone. Per solidarietà siete andati tutti a fare la pipì. Però li avete lasciati mi piace, siamo a 156. Sono senza parole. È vero, perché bevo molto, ma è un fatto anche di marketing, no? Così vi faccio vedere la tazza, bellina. La birra mi fa pisciare. Non potrei fare la live. Oh, la musica è troppo alta, attenzione. Attenzione. Io poi mi dimentico le cose, vedi. Volevo dire, sì, è marketing, così voi vedete la tazza. E sono anche andato a controllare il gattino che sta dormendo pacificamente, e quindi io penso appunto che per la velocità che loro hanno sempre andrei a mettere Zielinski Dem immediata. Che ne pensi? Sì, Francesco, meglio Zielinski che Fabian. Non so se Zielinski ha già i 90 minuti nelle gambe, però, quindi me lo aspetto nel secondo tempo, magari proprio al posto di Fabian. Dipende se Fabian questa storia che è uscito un poco scazzato, vediamo se ci sarà una punizione o meno. Non avete risposto all'amico Elpidio. Se siete interessati alla narrazione del Napoli e Napoli, cercateci su Facebook CCCP. Il post è un po' selettivo ed ostico. È una pagina Facebook che nasce dal bellissimo gruppo che era il comitato del fronte sarrista, e quando poi Sarri ci ha tradito in quel modo è diventata CCCP, il calcio del popolo. Quindi se volete andare a seguire il video e la narrazione, veramente ragazzi è una roba straordinaria. Loro mi supportano in continuazione, condividendo i miei video, commentando. Se vi piace questa narrazione qua, quella che faccio io, ci siamo, è quello che dovete seguire poi anche su Facebook. Dove Fabian è uscito scazzato? Nicola, mi dicono che a fine partita della Real Sociedad Fabian ha fatto un'uscita un po'... non mi ricordo bene perché non l'ho vista, ma dice che ha fatto un'uscita che a Gattuso pare non sia piaciuta. Dico pare perché effettivamente, non avendolo vista, perché a fine partita io sono tutto emozionato e grido e devo fare l'editing, non ho visto questa cosa qua, e sappiamo che Gattuso, se qualcosa non va, anche a livello comportamentale, ci può, voglio dire, mettere mano, no? E quindi ci può stare. No Assenzio, no parti. Ciao Valerio, secondo te Zielinski che ruolo va in questa regione? Dove lo vedete in questo modulo? Guarda, in questo modulo Zielinski può andare qua, può andare qua, può andare qua. Possiamo vederlo qua e qualche volta anche qua, ma specialmente centrocampista centrale o sottopunta, più o meno quello che potrà fare anche Elmas. Sono i due jolly assoluti che possono fare tutte e tre le posizioni dei trequartisti, indifferentemente, perché Zielinski c'ha anche il sinistro altrettanto potente e preciso come il destro, e poi lo sappiamo che Gattuso gli piace anche come centrocampista centrale. L'abbiamo visto insieme a Fabian, lo vogliamo vedere insieme anche a Bakayoko, che lo può schermare, lo gli può dare una mano, e qualche strappo, boom! Abbiamo visto anche contro il Genoa e contro il Parma che può portarlo anche al tiro. Bella roba. Nel video che hai fatto della reaction si vede quando Gattuso va dagli arbitri e anche gli arbitri chiedono a Gattuso cosa sia successo. E allora tutti quanti andiamo a rivedere, non lo posso fare io in questo momento perché laggerà tutto il mastucciccio, però possiamo andare a rivedere questa cosa e domani sapremo, nel video della reaction della Real Sociedad potete andare a rivederlo, quindi verso il finale, e si vede questa reazione di Fabian e capiamo se secondo voi c'è qualcosa di cui parlare o meno. Prevedi una partenza tattico, si fa subito a botte? Credo, Mariano, che ci sarà un po' di studio, un po' come è successo con la Real Sociedad, anche per capire chi prende il pallino, perché anche il Napoli può palleggiare. Gattuso, secondo te ha fatto io e Mico Osimhen con Fabian? Non lo so. Gattuso è uno tosto, ragazzi, sta crescendo come uomo e quindi non si fa prendere più
insomma, dalle mazzate vere e proprie negli spogliatoi come quando era giocatore, però l'abbiamo visto anche a Castel di Sangro, no? Il pacchero quasi anche paterno nei confronti di Malquitto, e vai ad allenarti, vai a correre, vai, stai perdendo tempo, mi sa di quella cosa là. E Gattuso per me è una roba straordinaria, cioè come allenatore mi sta piacendo, si è dimostrato anche passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 bene, senza contraccolpi, ma come uomo, cioè si può discutere l'allenatore che ha ancora delle cose da imparare, ma come uomo, ragazzi, non c'è dubbio, proprio tutto d'un pezzo. Gattuso è quello che ha rinunciato al suo stipendio per pagare i collaboratori. Gattuso ha pagato lo stipendio ai giocatori in Serie C. Non scherziamo proprio. È uno di quelli che è venuto dal niente e per questo sa cosa significa. Osimhen fuori in Europa, giocherà fino all'ultimo minuto? Sì, a meno che non stiamo bene in vantaggio, sani e salvi, allora lo puoi tirare fuori, Vincenzo, lo puoi tirare fuori per far giocare Petagna in quella zona là, altrimenti possono giocare anche insieme, dipende da come va la partita, però avendo riposato secondo me se le può fare tutte. Certo, dobbiamo anche considerare che c'è il Rijeka, quindi sì, ragazzi, 5 cambi vengono sfruttati tutti quanti. Yusai e Gulam, Yusai secondo me deve farsi una di riposo. Gulam è possibile. Buonasera amico Bernino, sono appena arrivato, perdono il ritardo. Demon Dark Knight, non ti preoccupare, per fortuna mi hai beccato giusto sul finale. Ti invito, se non hai niente da fare, a guardarti la live dall'inizio, perché si è parlato di tattica, si è fatto una parentesi anche sull'Inter, sul VAR. Roba interessante, specialmente a partire dai commenti che sono sempre boom, on point, sul pezzo. Se non metti like sei completamente pazzo, e questa sembra quasi uno slogan di una pubblicità oramai. Mi piacerebbe Petagna, Osimhen è squalificato. È squalificato in Europa, hai ragione Mariano, hai ragione. Allora, a maggior ragione, Osimhen probabilmente si farà tutti i 90 minuti e magari Petagna viene preservato per giocare tutta la partita con Rijeka. Ottima osservazione, ottimi gli amici Bellini, ottimi. Ottimissimi, ottimerrimi, perché io non sono molto bravo nell'aspetto lessico, diceva Enzio Capuano, Eziolino. Ci aspettiamo la cessione di Gulam a gennaio. Michele, uno tra Gulam, Malqui e Yusai potrebbe andare via perché ce n'è proprio un in più. Non so se verrà sostituito, visto che il più vicino al Napoli era Carbonic ed è andato al Brighton, rimanendo in prestito al Legia Varsavia. Possiamo anche aspettarci, e non rimaneteci male, ve lo dico prima, che il Napoli ceda uno dei terzini e non venga sostituito. Non rimaneteci male. Se si cede Gulam, si considera Yusai prima riserva a sinistra o anche titolare, e Malqui viene reintegrato per fare il vice di Lorenzo. Se si vende Yusai, vuol dire che Gulam sta bene e può alternarsi con Mario Rui. Non rimaneteci male. Milik a gennaio via, si spera, almeno per poterci fare 2 lire. E anche Llorente, se magari trova una sistemazione, perché non credo avrà molto spazio. Qualche scampolo di partita in Coppa Italia, non lo so. Andrea Notari, ti seguo da poco, sì, troppo forte, mi saluti in diretta. Andrea, un abbraccio grande, grazie per essere entrato in questa community di persone spettacolari. Ti divertirai tra i video e i commenti, ti divertirai. Massimo Strino, ma Capuano è quello che fece la sfuriata nello spogliatoio dell'Arezzo? Non so, sai, Capuano ne ha fatte talmente tante nella sua vita. Te lo diranno gli amici Bellini, che ne sanno più di me. Koulibaly in intervista ha detto che Gulam sta bene, ma Koulibaly e Gulam sono migliori amici, quindi non avrebbe potuto dire altrimenti, Angelo. Terzino sinistro optato dal Napoli a gennaio, chi sarà? Ma tu dici che l'abbiamo già opzionato? Capuano è un grande conoscitore di Martens e di Lanz e di Lenz e di Strottman. Non lo so, Vincenzo, se l'abbiamo già opzionato. Io non ho notizie in merito. Si parlava di Palmieri, ma
bisogna vedere, è comunque un giocatore del Chelsea, col Chelsea c'è un buon rapporto, questo sì, visto l'operazione Bakayoko, potrebbe starci anche un altro prestito, perché no? Conferma l'Arezzo, vedi Francesco Esposito ti dà la conferma, è proprio lui. Ma perché domani non gioca Koulibaly? Non è che non gioca, Pietro, questa è la mia ipotesi di dare un turno di riposo a Koulibaly, dare continuità a Maksimovic e non perdere Manolas dai radar. È una mia ipotesi, non è detto. Koulibaly riposerà o domani o con il Rijeka, credo. Con il Rijeka è anche probabile perché è la squadra più scarsa. Koulibaly in campo fa sempre la differenza, specialmente in fase di impostazione, quindi mi state quasi convincendo a metterlo a metterlo in campo, no? Perché così è tutta un'altra squadra. Però devono pur riposare ogni tanto. Ne metto 10 fuori in lista, 10. Ah, questo è sempre lui. Si potrebbe chiedere a Moschella però non è proprio espertissimo di calciomercato. Moschella sa tutto di tutti i giocatori, non sa se si muovono in tempo. Però Moschella è un grande, ragazzi, è un grande. E quindi voi mi confermate che con il Rijeka K2 riposerà. Può essere. Hai già parlato della regola del fuorigioco? Ah, Fabio, sì. Lui mi faceva notare questa cosa, che ultimamente Simone Cipollaro, fermi tutti. Chi è? Chi sei? Da dove sei uscito? E grazie per il supporto. Guardate. Voi credete che le dimensioni contano? Le dimensioni non contano, anche se è $1, perché io poi, visto PayPal, anche PayPal a volte mi fa pagare una fee. Dipende poi da che paese la mandate. Vedete la fee. Non fa niente, io apprezzo tantissimo. Simone Cipollaro, tu sei un nuovo supportatore, non ricordo il tuo nome, o se non ricordo è colpa mia. Grazie amico Bellino, sei bellino, veramente. E parlavamo di questa cosa del fuorigioco perché si sta parlando, ma com'è possibile, centimetri per millimetri, non è possibile. Perché? Perché 5 gol tolti a Morata, si deve cambiare la regola del fuorigioco. Vi aggiungo, per onestà intellettuale, che per me la regola del fuorigioco era meglio quando c'era la luce, perché era chiara ed evidente, si aiutavano i guardalinee, c'è un effettivo vantaggio, e per me alle volte il fuorigioco di rientro non è nemmeno così tanto grave, perché tu stai rientrando, quindi anzi sei più lontano dalla palla rispetto all'avversario. Però si possono creare dei problemi tattici se tu non fischi il fuorigioco di rientro, puoi lasciarne uno sempre là, si crea un casino, quelli pensano che tu sei in fuorigioco, non la passi a quello, la passi a un altro che si inserisce, il calcio diventa una barzelletta così. Quindi il fuorigioco di rientro deve rimanere. Per me va anche bene ritornare alla luce, perché c'è i fuorigioco ridicoli che ci hanno chiamato a noi, fuorigioco che hanno chiamato a Osimhen, non solo a Morata. Però perché quando lo fa Osimhen si dice è fuorigioco, ha sbagliato lui? Io per primo dico, deve imparare i tempi, non ha i tempi di Callecon, è una cosa su cui deve migliorare. Ma perché Morata invece non deve migliorare in questa cosa, e la narrativa che si sente in Italia è questi fuorigioco sono ridicoli, Morata per pochi millimetri non fa gol. Oh, è fuorigioco, Morata sta più a corta. Cioè, la risoluzione è questa: Morata non è forte sulla linea del fuorigioco, non è Inzaghi. Come noi critichiamo il nostro Osimhen, poverino, 21 anni, una scheggetta impazzita che esce dal fuoco e a volte esce fuori dal campo, tanto che è forte e che vuole segnare perché attacca il pallone, a differenza di Milik. Noi gli diciamo, però, amico, sì, la buona volontà, ma devi guardare le difese italiane, devi stare attento perché ti mettono in fuorigioco. Morata, cagniamo la regola del fuorigioco. E allora vedi che la narrativa è il problema, non sono loro, non è la Juve, è la narrativa. Fuorigioco non è quando Morata segna, è così. Boscov lo direbbe. Boscov ti saluta idealmente. Chi non mette like tifa Juventus. Ragazzi, siamo a 50. Ok, manca un minuto. Io direi
per chiudere, tutti quanti scriviamo, ma non per loro, proprio per la narrativa che loro i giornalisti sono disonesti, non sono loro sono meno disonesti dei giornalisti, credetemi, come squadra. Poi la società non lo so, però a parte quando si tuffano, tutti quanti insieme per chiudere questa live, punto esclamativo Juve, minuscolo, scrivetelo, inviatelo, il bot risponde, ma noi non ci riferiamo tanto a loro quanto alla narrativa disonesta, perché hanno la maggioranza dei tifosi e quindi le televisioni, i giornali, i blog devono portare avanti questa narrativa dove loro hanno sempre ragione e quindi se c'è un fallo immaginario c'è l'intenzione del fallo, basta. E quindi questo è. Tutti quanti lasciate gli ultimi like che io devo andare da Amore perché è importante così. Benissimo. Dai, scriviamo, sta uscendo. Vedi che il bot impazzisce. Fatelo impazzire subito. Subitissimo. Ah, bravissimo. Massimo Strino, quello è un sinonimo, non funziona. Carlo Corso, benvenuto. Sei venuto proprio all'ultimo a tutto. È notte in Italia, voi non dormite, ragazzi. Va bene. Arriviamo a 200 like. Ah! Ho saputo che Deceno è in quarantena, opzioniamolo per una live. Ah, Vincenzo, che grande idea. Non lo so, io credo che comunque lui stia lavorando in remoto. Ci posso provare, ma lui sta sempre molto impegnato, sarebbe un onore straordinario. Ci posso provare. Quando dici amore nei video mi fai morire è perché quella non tutte le fidanzate si intendono di calcio, no? E allora se sta nell'altra stanza e segno amore, il Napoli ha segnato, la devo tenere al corrente perché porta anche bene. Arrivano le paste, aumentano i mi piace, siete molto carini. Secondo me gioca Baca. Spero che stia bene, Gianni, perché Patrizia in bimbo, brava, bravissima. Spero che stia bene perché anche io lo vorrei vedere in campo. Bakayoko ti dà. Quando lagga ma stuccisce alla fine. Sto laggando? Ma visto che ve lo siete meritati, non importa. Non importa che non siamo arrivati a 200 like. È importante che voi sappiate che io nella vita faccio il musicista e quindi, anche se non sento niente, vi faccio sentire la scala di Do. Sente? Non ho votato a nessuno, amico mio. Non so nemmeno se sono accordato e l'amico Giuseppe Arena mi perdonerà. A volte mi viene in mente una linea, però poi si deve sviluppare, come il discorso del... Capite? È roba di ispirazione, non è detto. Senza pesce. Non posso fare grandi, non posso fare melodie conosciute. Comunque questo credo sia il modo di finire tutte le live, perché così voi sapete che, vedi Vincenzo Papa, dal calcio il canale è diventato musicale. Questo significa apprezzare il multimediale nella sua interezza, no? Questo sono io, questo è il personaggio che state vedendo a seguire. Nasco musicista, figlio d'arte, mio padre fa l'attore,
Per questo c'ha quella cazzo di voce straordinaria che se io potessi imitare al 50% sarei felicissimo, ma ci provo. Il musicista che però è appiedato dalla quarantena e dalla mancanza di locali, ed ecco che la seconda passione, che è il calcio, ed è sempre stato il calcio, io la sviluppo, la studio e vi porto contenuti. Ragazzi miei, vi bacio, siamo troppo pochi per raggiungere i 200, ma 183 credo sia già un record assoluto. Vi adoro tutti quelli che hanno supportato, che vedete qua in sovraimpressione, quelli che lo hanno fatto via PayPal, quelli che lo faranno dopo, perché io poi vi citerò dopo nei video di domani, quelli che lo hanno fatto semplicemente con i mi piace, con la condivisione, con i commenti, con gli approfondimenti e anche con gli spunti. Io vi bacio e vi lascio con un segreto, perché la sentite la musica? Questo è il problema vero mio qua a New York. Non è tanto che non sto suonando, e sono i cafoni, come dice De Luca, i cafoni che parlano nella macchina con la musica di merda, perché manco mettessero i metalli, la musica di merda nella macchina. Allora io vi lascio con un segreto. Aspetta, che è successo? Ah, ci arriviamo? Ah, tu dici che ci arriviamo? Allora il segreto ve lo dico a 200 like. Ok, mi fermo, mi sono fermato. Ho visto la chat in tempo. Questo penso, ho paura che poi sono troppo forte col basso, Devo mettere una compressione, un limiter. Se arriviamo a 200 vi dico un segreto che non conosce nessuno, e se non ci arriviamo non ve lo dico. E zitta chi sa voi yuog, ovviamente. Quando festeggerai il 1.000.000 potrete dire seguirti dai 1.000. Grazie Mariano, ma io ti dico la verità, 1.000.000 devi fare cioè per arrivare a 1.000.000 di iscritti, a 100.000 devi fare un altro tipo di lavoro. Per esempio Neschi è stato bravissimo perché parla di tutte le squadre, quindi lui racchiude tutti i tifosi, sempre sportivo, non se la prende mai con nessuno, quindi la maggior parte dei commenti su Neschi è da milanista sei sportivo, da juventino sei sportivo. Io ho fatto un'altra scelta, non ho fatto la scelta della viralità, spacco i piatti, ma come tutto questo, non ho fatto quella scelta, ho fatto una scelta un pochino più selettiva. Si parla di tattica, questo non stanno bussando, stanno martellando, io me ne devo andare da qua. Siamo a 190, benissimo, arriviamo, 191 molto bene. Insomma, si parla di tattica, si parla di cose un po' più specifiche, mi rivolgo specialmente ai napoletani, ogni tanto li guardiamo i nostri avversari, li facciamo qualche approfondimento speciale quando lo meritano, però è difficile arrivare a tante persone, anche perché quando sei un canale piccolo YouTube non ti pusha. Sono sicuro che ci sono tantissimi tifosi del Napoli che non conoscono il mio canale, ed ecco perché mi dovete aiutare voi. Magari avete un amico e dice guarda, vatti a guardare a questo che dice delle cose interessanti. Appunite l'Albanese, Salverani, 191, 192, molto bene. Giuseppe, ma lo suoni il basso così, tipo con il barré tipo contrabbasso? Tu che sei anche contrabbassista? Non ho mai saputo fare. E insomma, pare Capodanno, non ho capito perché. E quindi questa è la cosa. Io so che tra i bassisti chi usa il pretto viene considerato un sì. No, I disagree, my friend. Not always. Io tra l'altro non c'è sul mio store, però mi fa piacere. Mi fa piacere atteggiarmi. Non si vede bene. È il plettro del fluido.net. Cioè, senza il plettro questa cosa non la puoi ottenere. Non la puoi ottenere. Quindi vanno bene le dita, vanno bene il plettro, va bene il tiro forte e va bene il tiro a giro. Voglio dire, questa è la cosa. Ne mancano 7. Dai ragazzi. Fatemi questo favore, lo fate anche a voi perché poi scoprite il segreto.
non si può, senza il petto è difficile fare queste cose. Quindi questo è tutto. Quali sono i tuoi gruppi preferiti? Assolutamente i Led Zeppelin è la prima cosa. E mancano 6, meno 6. Dai, ragazzi. Ogni mi piace è uno slap. Ogni mi piace è un gol del Napoli. Quindi 95, benissimo, ci siamo allora. Ci sono 5 persone che si sono dimenticate. Voglio proprio te. I want you to leave the like that you forgot. It's ok. Se hai dimenticato va bene lo stesso. Si fa adesso. Devi fare un video per Devi 504. Devi 504 per esempio è un altro genio del male. Lui è un italiano che ha avuto l'idea. E io adoro quando gli italiani hanno l'idea geniale. Ne mancano 4? Benissimo. Allora, ne mancano 4. Benissimo. Vuol dire che ci siete. Ci siete e mi ascoltate. Devi è straordinario. Ma io non tifo Napoli. Vincenzo Papa va bene lo stesso. Secondo me su questo canale ti diverti lo stesso. Canta That's Amore. $198. Io non vedo nemmeno. I mi piace sono un po' in ritardo. Sulla mia chat siamo ancora a meno 4. Vabbè, vuol dire che il segreto non fa niente, ragazzi. Vi lascio e... Devi fare la live con Bare Palermo, Juventino ma è del sud, anche se vive al nord ed è sportivo. Ah, interessante Fabio, e io me li devo studiare, voi fatemeli sempre sapere. I -1, ah, ci siamo allora. Bravo Vincenzo, bravo, questo è lo spirito. Voi mi dovete far sempre sapere gli altri youtuber che vi piacciono e che volete fare. Più grande bassista all time, John Entwistle. Francesco, I have to say Jaco Pastorius, perché ha cambiato la storia dello strumento, come Hendrix ha cambiato la storia della chitarra in generale, la chitarra rock. È fatta, 200, è fatta! Grazie mille ragazzi, siete fantastici. 201 addirittura, non è possibile. C'era un pezzo... No, questo è Moby Dick. C'era un pezzo simile che si era ispirato. Non mi ricordo, ma... Questo pezzo io l'ho chiamato Vesuvio ed era il pezzo con cui ci siamo fatti conoscere in America, io, Tony Eboli, Giulio De Cristoforo. Ragazzi, il segreto è che io vi voglio tantissimo bene. Quando voi arrivate alla fine di una live così bella, così straordinaria, con tanti spunti calcistici, spunti anche artistici, la poesia di mio padre, Maradona, il VAR, l'Inter, il Sassuolo, la tattica, eccetera, eccetera, la cosa importante da fare quando voi poi cliccate stop streaming, ecco che per esempio